Del cuore, la partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Eccoci qua, buonasera a tutti, è il momento della verità dentro o fuori da questo primo turno nazionale dei playoff in cui è entrato il Lecco, che affronta nel match di ritorno, mancano circa 6 minuti all'inizio della partita, l'Ancona. Si parte dal 2-2 della partita di andata di giovedì. Ciao e bentornato a mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Stefano, ciao a tutti. Aspettiamo l'arrivo anche di Stefano Menegatti, che come vuole la tradizione ha portato bene, si fa desiderare come le donne. Vediamo subito al volo, prima di collegarci con il nostro Albino Borghetti da un, ci immaginiamo, eccezionale stadio Rigamonti Ceppi questa sera. Vado a leggervi le formazioni. Allora, Lecco che sceglie 10 undicesimi foschi della partita, della formazione che ha disputato la partita di giovedì: Melgrati, Zeliak, Giudici, Battistini, Pinzauti, Girelli, Lepore, Bianconi confermato in difesa, Galli, Zuccon e Buso. L'unica novità è Girelli a centrocampo in luogo di Ilari, che va in panchina. L'Ancona risponde con Perucchini, in difesa dovrebbero agire Barnabà, Camigliano De Santis, Mezzoni e Brogni sugli esterni, Gatto, Simonetti rientrano dalla squalifica entrambi e Paolucci centrocampo, Di Massimo e Spagnoli in attacco. L'arbitro è il signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, Egidio Marchetti di Trento, Giovanni Dell'Orco di Policoro sono gli assistenti, Gianluca Grasso di Ariano Irpino è il quarto ufficiale di gara. Fausto Riva in regia, oggi con Ivan. Vediamo se ci connette subito con Albino e anche Giuseppe, che salutiamo. Vediamo di capire se riusciamo a collegarci con Albino prima della partita. Dopo andiamo a fare le nostre considerazioni, mister, prima di questa partita. Io adesso però mi partirà eccolo qua. Ciao Albino. Ciao Stefano. Ciao, allora che atmosfera si respira a Rigamonti Ceppi innanzitutto? È bellissimo, bellissimo. Devo dire che è una cosa che mi emoziona, perché al di là del risultato eccetera, tanto tempo, io che seguo il Lecco da 60 anni, devo dire che è una cosa che mi riporta indietro a quando ero più giovane ed ero felice di venire a vedere la partita, come sono felice di essere qui stasera. Assolutamente, tra l'altro almeno venendo qua ho visto una temperatura gradevolissima finalmente stasera, quindi... Sì, meno male, non piove, ha tentato di piovere penso dopo le 15:30, sì. Però era soltanto un piccolo nuvolone e questo ci ha salvato dalle solite teste che affrontiamo nei momenti in cui affrontiamo grandi partite. Normalmente a Lecco piove, è una normalità che non piace, ma è così. Questa volta l'abbiamo spangata. Assolutamente. Senti, una partita che allora si riparte dal 2-2, il Lecco ha 2 risultati su 3, però ovviamente si giocherà per provare a chiuderla nel minor tempo possibile, no? Per vincere ovviamente, non bisogna far calcoli in queste partite. Direi che proprio sarebbe la cosa, scusami Stefano, la cosa più sbagliata che potevamo fare o avremmo potuto fare o che faremmo, dipende come vogliamo mettere. Certo. In ogni caso la partita va giocata, non sono mai partite facili, abbiamo davanti una signora squadra che comunque è abituata a recuperare negli ultimi minuti esatto. del secondo tempo la partita, dobbiamo stare attenti e non dobbiamo baloccarci con i favori di 2 risultati. Questo volevo dire. Assolutamente, va sul sicuro Foschi, non avevamo dubbi. L'unica novità rispetto a giovedì mi sembra sia Girelli che sostituisce Ilari. Allora, ne discutevo poco fa con The Butter qui insieme a me e dicevo che Girelli ha avuto comunque 3 settimane e mezza per riposare, che per uno che ha il suo tipo di corsa e la sua fisicità non è poco. Sì, non ho capito, scusa, di chi stai parlando, Albino? Scusa, non ho sentito benissimo. Di Girelli. Ah, di Girelli, ok, sì.
No, che può essere una risorsa importante proprio per questo, perché se stesse bene uno con la sua corsa, con i suoi strappi. No, ma guarda che lui che sta bene è sicuro, se no non lo mettevano, ma è stato fuori per squalifica, come tutti sappiamo, ha avuto il tempo di riposare, ripeto, per uno atleta con le sue caratteristiche 3 settimane di riposo vogliono dire tanto recupero e quindi tanta benzina in corpo. Assolutamente. L'Ancona, l'hai detto tu, una signora squadra che ha dimostrato anche giovedì di recuperare, di avere grandi doti anche nervose, no? Per restare con la testa poi nella partita, in una partita così importante come quella dei playoff. Recupera Gatto e Simonetti, che sono 2 titolari a centrocampo. Questo bisogna tenere un po' d'occhio anche questa cosa, perché ci sono risorse in più per l'Ancona. Però guarda, voglio ricordare una cosa molto semplice: questi signori non sono abituati a giocare sul campo di questo tipo, non sono abituati. Loro pensavano di poi di venire, te lo dico perché io conosco personalmente un mio amico, il responsabile di tutti i club, compresi quelli ultra dell'Ancona, che ero Giardini, pensavano di venire a giocare in un posto come Gubbio, come Recanati, attenzione. Quindi poi esplode tutto. Anche perché diciamo Lecco ancora non si erano mai affrontati, giusto, prima di questa, storicamente. Non credo, no. C'è poca conoscenza, evidentemente anche un po' reciproca. Magari noi conosciamo un po' di più l'Ancona perché ha giocato magari recentemente anche in Serie A, quindi magari ci sono un po', memorie migliori, no, rispetto a quelle che loro possono avere di noi. Punteremo un po' allora su questo effetto sorpresa anche, no, Albino? Certo. Allora, è partita non so se lo vedete, una bella torciata dal punto di vista. No, non abbiamo ancora le immagini di Leven in studio, quindi non. Ecco, meno male, voglio dire, meno male, guarda caso. In ogni caso, la curva della Granita non è tutta esaurita, nel senso che guardandola dalla tribuna, il lato sinistro della curva è ancora un po' vuota, però c'è un bel pienone. Assolutamente sì, Matteo la dava quasi per piena, magari arriverà ancora qualcuno, qualche ritardatario, vediamo. Però insomma, bella atmosfera che ci manca un po' da qua, no? Dallo studio, sarebbe bello viverla, no? Questa sera, cercheremo di raccontarla da qui. Grazie Albino, ci sentiamo alla fine del primo tempo allora. A dopo. A dopo, ciao. Buona partita a voi. Buona partita. Allora salutiamo subito Francesco che ci scrive: io sono di Ancona ma siete una grande squadra, che vinca il migliore. Bello anche questo messaggio, grande sportività si è vista sia all'andata anche tra le tifoserie, anche in settimana i messaggi, insomma è una bella atmosfera comunque. Walter ci saluta, vorrei essere lì, forza Lecco sempre. Mister, che partita ti aspetti? L'altro giorno un Lecco che ha giocato bene per 70 minuti, ha avuto in mano la partita. L'Ancona ha mostrato lacune in difesa, che è un po' il tallone d'Achille della squadra di Donadel. Bisogna puntare un po' su questo, cioè cercare magari di partire forte per cercare di segnare subito e spianare un po', rendere difficile la partita, anche perché se poi l'Ancona si sbilanciasse potrebbe essere la partita ideale, no? Sì, allora il fatto di avere doppio risultato non deve condizionare, perché poi dopo nella partita secca il gol può capitare su qualsiasi situazione, da palla inattiva, loro comunque sono una squadra davanti, perciò non dobbiamo, secondo me, fare la partita per il pareggio, partire subito a impostare noi l'azione, e lo vediamo subito se ha sposato questa diciamo idea mi spaventerebbe di più se giocassimo per lo 0-0 e sarebbe un Lecco un po' rinunciatario, che comunque ti mette sempre poi nelle condizioni di poter, speriamo di no, comunque rischiare di prendere il gol, e poi diventa difficile. C'è di buono che sul nostro campo, diciamo, di solito riusciamo sempre a portare a casa qualcosa di buono. Si vedono le immagini dello stadio, abbiamo visto anche in curva sud una discreta presenza, una buona presenza di tifosi dell'Ancona. Tra l'altro gli stinti non sono così vuoti, non sono pieni, ma non sono nemmeno, perché era dato un po' come l'unico settore dello stadio in cui poteva mancare un po' di gente, invece no. Intanto io cerco di alzarmi il ritorno in cuffia, ecco. Beh, oggi è lunedì, è una giornata, diciamo, dove non ci sono grosse partite. Sì. La gente sicuramente è arrivata per questa serata.
È cominciata, attenzione, subito la conclusione, alta di poco, di Giudici, dal limite dell'area, sono passati 17 secondi e il Lecco si fa subito sentire dalle parti, c'è stato un rimpallo, prova con un esterno destro, la palla si alza, però subito pericolo. Sì, anche di loro tanti. Tanti loro, un 500 davano in arrivo da Ancona. Solo 17 secondi per la prima conclusione del Lecco, vediamo se chi sarà a fare la partita. Allora l'Ancona ora che lancia a lungo, cercare il colpo di testa di Di Massimo, anzi di Spagnoli per Di Massimo, interviene bene la difesa del Lecco che allontana. Mister, chi ti aspetti che possa essere un giocatore oggi decisivo nel Lecco? Comunque... Lo diceva prima Albino, secondo me Girelli, se è a posto, se sta bene, è il giocatore che comunque ha questi strappi che possono fare la differenza. Da Buso mi aspetto sempre che possa spaccare le partite, accendere il motorino, come perché diceva. ce l'ha nelle corde. Mi aspetto poi dai nostri difensori comunque una partita ordinata, poi abbiamo secondo me il centrocampo con Zuccone, Galli, abbiamo anche un po' più di equilibrio, bene la fase di non possesso con Galli, Zuccone fortunatamente per noi non è andato a fare i mondiali, l'Italia che ha iniziato bene tra l'altro. Sì, perciò è un'arma in più che abbiamo, secondo me, però Girelli secondo me può essere l'uomo, se sta bene, l'uomo che può spaccare un po' la partita. Ci si aspetta molto anche da Pinzauti, che ha confermato un po' le difficoltà dell'ultimo periodo, no? Del finale di stagione, anche ad Ancona non è stato brillantissimo, mentre ritrova la maglia titolare Bianconi, che invece ha fatto bene contro la sua ex squadra, l'Ancona, nella partita di andata, ha confermato. Io non so se ti ricordi la prima volta che ti avevo detto di Bianconi, te ne avevo parlato benissimo e poi dopo non aveva subito dato quell'impressione. E invece sono contento che poi alla fine la prima impressione era quella comunque di un giocatore che ci poteva dare una mano, che ci poteva stare. Subito abbiamo visto il tentativo di Lepore sulla ripartenza del Lecco, che da sinistra ha dato subito palla in verticale a Girelli, che si era inserito coi tempi giusti, e invece poi è sfumata l'azione offensiva del Lecco con l'Ancona che ora prova a ripartire da dietro, ma senza fretta. La squadra marchigiana imposta da dietro col giro palla tra i difensori, De Santis che fa il centrale, a sinistra Camigliano e a destra probabilmente Barnabà, se non ho visto male. Andiamo anche a risistemare come avevamo fatto sulla nostra formazione con De Santis al centro. Intanto siamo in attesa, dovrebbe arrivare il nostro bloccato dal traffico, il nostro Stefano, ma a breve sarà qui con noi. Scende sulla destra Zeliak che cerca Pinzauti, vince il contrasto il numero 18 del Lecco che allarga su Zuccon, scende, apre a sinistra su Lepore che riceve il pallone, viene affrontato da un avversario, la finta di Lepore, c'è a terra intanto il giocatore dell'Ancona che riconquista palla, riparte e per magia si rialza il giocatore dell'Ancona Di Massimo che scatta fulmineo, non aveva niente, anzi no, non so se Di Massimo Netti era. Poi però una serie di errori da una parte e dall'altra in questo inizio di partita, mister, 4 minuti, poco costrutto fino adesso. Allora intanto i nostri amici parlano di come vedere la partita, vabbè ragazzi ve la raccontiamo noi nel dubbio, quindi non ci sono problemi. Sdin che dice ho ancora mezz'ora di lavoro da fare ma sono già collegato, bravissimo, buonasera Forza Lecco, salutiamo anche lui. L'Ecco che manovra, non c'è però grande aggressività da parte di entrambe le squadre. Si stanno studiando ancora, noi stiamo un po' aspettando un po' loro, vedo che comunque... Tanto Fausto mi fa un cenno dalla regia, ha segnato forse Lentella, che va in vantaggio sul Gubbio. Ricordiamo che all'andata era finita 2-0 per il Gubbio, quindi i liguri che in questo momento cercano di riaprire i giochi, mentre diciamo proprio questa e Cerignola 4-1 al Foggia potevano sembrare quelle già un po' chiuse, le altre sono in equilibrio perché anche Prosesto Vicenza 2-1, è vero che si gioca a Vicenza, però il Vicenza deve vincere con 2 gol di scarto, no? Perché a Prosesto ha il vantaggio della classifica, quindi in caso di parità passerebbe proprio la squadra di Sesto, no? Mi sembra che sia andata davanti Prosesto Vicenza. Quindi gioca il ritorno in casa. Gioca in casa, però deve vincere con 2 gol di scarto, mentre all'Ecco abbiamo detto potrebbe bastare anche il pareggio. Virtus Verona e Pescara partono dal 2-2, si gioca in terra abruzzese, sono tutte sullo 0-0, tranne appunto
quella che abbiamo detto poco fa con il gol a sbloccare della lentella sul Gubbio. 5 minuti se ne sono andati, Camigliano che porta palla, cerca un compagno, si lamenta, poco movimento da parte della squadra dorica fino a questo punto, ma va bene così per noi. Non ci lamentiamo, no? Sì, li lasciamo iniziare l'azione, arrivano sulla tre quarti buttando dentro sti palloni, però fossero questi i pericoli. Davanti noi facciamo fatica in questo momento, Pinzauti, palla lunga su Pinzauti di Battistini, Sì, però non stiamo uscendo con i centrocampisti, c'è sempre quel vizio di Battistini di lanciare e di appoggiarsi poco su Zuccon, su Galli, è che sempre lanciare alla fine non è che guadagni tanto, sì, butti la palla davanti, ma poi se non riusciamo a tenerla. tanto abbiamo visto Donadel poco fa, io me lo ricordo quando giocava era ricciolone, no? E adesso invece non ci sono più i riccioli. Non sono abituato a vederlo così, quindi non me lo ricordo più rispetto a insomma quando giocava, non riesco a configurarmelo. La palla lunga, però qua gioco fermo, calcio di punizione in favore dell'Ancona. Siamo a centrocampo, l'arbitro che va a parlare con Girelli, autore del fallo su Gatto, i due poi si stringono la mano, rivediamo. Sì, pestone classico di Girelli su Gatto che aveva già controllato il pallone, niente di grave assolutamente. 7 minuti, 0-0 e l'Ancona che prova ad affacciarsi, diciamo, portando qualche uomo in più per la prima volta nella tre quarti del Lecco, battuto in orizzontale il calcio di punizione. Camigliano, vanno sempre all'indietro però i giocatori dell'Ancona fino a questo momento, faticando un pochino nella costruzione della manovra. Pallone filtrante, male, può allontanare la difesa del Lecco, però impreciso qui. Direttamente nei distinti l'intervento di, non ho visto chi Era almeno dalla zona era Bianconi forse. Sì. Bianconi. E allora va a battere la rimessa laterale Mezzoni, che agisce proprio sulla fascia di destra come ci aspettavamo, come anche successo giovedì scorso. Laboriosa questa azione dell'Ancona, Camigliano apre sulla destra per lo stesso Mezzoni che non ci arriva, palla fuori. Rimessa laterale, ci prendiamo primo break di serata. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Eccoci qua e per magia siamo diventati in 3. Ecco Stefano, ciao Ste. Ciao a tutti, che corse. Allora... Sono passato adesso di fianco alla Sud praticamente per arrivare su in radio e da fuori dallo stadio si sente un'atmosfera spettacolare. Che ci confermava anche Albino, dice penso sui 4.000, scrive Davide, sì, dovremmo essere tra i 3.500 e i 4.000, poi nel corso della serata vi daremo il definitivo. Buso ha preso un colpo al coppino. Sì, alla schiena. Non so se c'è calcio di punizione, forse sulla rimessa laterale. No, credo rimessa laterale. È arrivato il signor Barba, scrive Walter, che poi chiede pubblico, abbiamo detto, dov'è Ivan? E qua in regia con Fausto e Giuseppe, con Albino abbiamo fatto molte trasferte. Eccola, la rimessa laterale infatti. Si ricorda infatti Albino, ne avevamo già parlato di questo. Pinzauti, si gira bene, poi costretto a andare sull'esterno al tiro facile. Una telefonata. Per Perucchini, che penso sia stato più volte nominato come ex durante l'ultima sfida. Beh, anche perché ha fatto una partitona notevole, quindi... Diciamo che ha avuto poco da giocarsi in campionato, ci ricordiamo una sola partita, quindi... più che importante. Intanto attenzione all'Ancona, si presenta ma poi ribatte Galli che non riesce ad allontanare, c'è vicino lui Girelli che lo aiuta. Difficili fasi a metà campo, ci prova Lecco ma conquista sfera l'Ancona. Ancona che
all'andata diciamo che ha fatto vedere che è una squadra molto complicata. Infatti io l'ho vista in televisione l'ultimo 20 minuti quando pensavi ormai 2-0, ormai è andata. Pensavamo tutti. Loro in 10 invece ci hanno fregato per benino e se la sono meritata perché no, se la hanno lottato come dei pazzi. Sì, si è un po' addormentato però il Lecco. Ma Lecco gli ha regalato. Che non deve fare assolutamente questo oggi. Esatto. Anche perché... anche coi cambi un po'... bravo, diciamo i cambi sono stati secondo me logici. A loro è andato tanto. No, ma noi i cambi logici, ma sono entrati malissimo. No, non che erano sbagliati. Sono entrati male, male. Ma tutti, anche Tordini, che io ho detto vabbè speriamo che metta Tordini e non Magni, ma ha deluso. Sì, non ha giocato bene Tordini, non ha giocato bene Zambataro. Ma anche Bonino mi è sembrato un po'... No, Bonino male, Bonino male giovedì. Infatti mi è sembrato un po' fuori fase, non so come dirlo. Un po' molli, tutte e tre non sono entrati bene. Loro hanno trovato energia, anche perché il gol del 2-2 è confezionato tutto dai cambi. Vado a memoria, 2-0 prezioso. Entra per provare a... Sì, poi abbiamo beccato contropiede in 10 contro 11 su 2-0, quindi... Calcio d'angolo però, 11° minuto, calcio d'angolo 0-0, ma è una partita Lentella, che... 2-0. Raddoppio dell'Entella, che quindi l'ha già ribaltata di fatto. Ribaltata, 10 minuti. Sono pari, perché 2-0 Sono pari, dall'andata, sì. Praticamente avanti Lentella, fondamentalmente. Sì, per la classifica, giusto. Calcio d'angolo, vedremo se invece il Foggia proverà a ribaltare la partita con Cerignola, ci sarà provando. Beh, anche il Vicenza deve darsi da fare, cioè darsi da fare. Deve fare 2 gol. Sì, uno almeno. No, il Vicenza no, perché col pareggio penso che sia davanti a Prosesto in classifica. È arrivata. Ah, non è quelle. Io pensavo che quelle sulla seconda colonna fossero tutte in vantaggio. No, penso che chi sia giocava davanti l'andata. a Prosesto, però. No, gioca Prosesto in casa. No, scusa, gioca il Vicenza in casa. Infatti. Attenzione all'angolo, battuta dentro di Mette. Fammi ricontrollare perché magari... Poi guarda del Vilancona, poi ci prova Girelli, ma difesa biancorossa che allontana, tiene viva la sfera Zuccon, per un soffio lepore no. No, è arrivato davanti alla Prosesto, ma magari la Vicenza perché ha vinto la... No, il Vicenza bravo perché ha vinto la Coppa Italia ed è entrato da testa di serie. Ma quindi comunque al vantaggio. Mi stava sfuggendo in questo momento. No, perché io ho immaginato che tutte quelle all'andata sulla seconda colonna... Perché è entrato come il Lecco in questa fase ed è testa di serie. No, ecco, tutte quelle entrate, quindi che hanno giocato in trasferta adesso in casa, immagino che infatti la Prosesto ha vinto gli altri turni preliminari. Quindi diciamo Lecco, Foggia, Virtus, Pescara e Vicenza sono avanti. Tra l'altro nominavamo prima Zuccon e proprio oggi leggevo ieri della partita dell'Under 20 con il Brasile che ha vinto 3-2, Baldanzi, partitona. Zuccon non so se sia felice o triste del fatto. Baldanzi è forte. Baldanzi è forte. Sì, no, però dico, in teoria dicevano... Zuccon è un buon giocatore. Dicevano avesse preso il posto di Zuccon. Non so se Zuccon avrebbe giocato perché comunque Baldanzi titolare in Serie A. Ha fatto una signora stagione, Baldanzi. Neanche Casadei, sì. Insomma, giocare a centrocampo... È talmente forte che hanno coniato il termine baldanzoso, deriva da Baldanzi. Per lui già essere stato dentro in un discorso così... è stato fino all'ultimo in procinto di andare. Deve quindi... essere già un motivo d'orgoglio e comunque, l'ho visto ieri sera, ha giocato veramente bene. Beh, comunque diciamo che quest'anno l'Empoli qualche giocatorino va tirato fuori ancora perché ormai è sempre... Allora intanto... Peccato che non riusciamo a tirare fuori sta punta noi in Italia, che non riusciamo proprio... No, intanto sì, c'è un fallo, scusa se ti ho interrotto. C'è Bianconi che ha giocato una buona partita. Ma come c'ero io, ma nessuno prende più in considerazione, quindi non so come devo fare perché... Allora, al di là di queste invitazioni simpatiche, non si sta giocando alla riga Monticepi, ragazzi, perché il gioco è fermo da qualche istante. Diciamo anche a Matteo di attirare poco i giocatori del Lecco per le foto, perché non è ammonito. Tra l'altro, come avrete visto, la nostra esclusiva, no? Non solo abbiamo fatto morire però la foto è bella. Abbiamo fatto vedere la foto che testimoniava che non c'entrava nulla. Ma posso dirti, si è visto lontano un miglio che non, cioè quella lì era una posa classica da foto d'esultanza, non con la curva. No, ma anche perché puoi pensare, ti dice il fotografo mi conosce di Lecco, cioè sono abituato a andare davanti a lui a festeggiare. Allora Walter ci scrive: andare in Serie B sarebbe l'apoteosi, assolutamente. Poi dice: ricordo di aver visto la finale dell'angolo italiano del 76 con Volpi capitano. E insomma è tutto quello squadrone che ricordiamo sempre con piacere, dei vari Marchi, Filacchione eccetera eccetera. Quindi
una squadra che ha scritto la storia di questa società, di questa piazza. Vediamo se oggi nel proseguo di queste partite si riuscirà a scriverne un'altra. Vediamo. Beh, quelle fantastiche coppe che purtroppo... Sì, le uniche 2 coppe conquistate nello stesso anno, tra l'altro, no? Semiprofessionisti. E angolo italiano, ci prendiamo una pausa, succede poco in questo momento in campo. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Rieccoci, allora ci chiede Walter, fate vedere qualche foto, appena Matteo ci girerà le foto, Fausto subito dalla regia ce le mostrerà e vi faremo vedere un po'. So che non c'entra niente, attenzione all'Ecco con Buso, no, il fallo, Pinzauti anzi. Ritmi bassissimi fino adesso. Maglia dell'Ancona che sono avversarie, però bellissima. Sembra quella del Liverpool appena presentata, che è un po' la maglia anni 70 del Liverpool col collettino bianco. Ricorda anche quella un po', sarà infatti un po' vintage, quella di inizio anni 2000 di quell'Ancona che in Serie A fece il record negativo di punti. Attenzione, cross dentro Brogni, la palla al volo di Paolucci, chi era? Simonetti direttamente in curva, era difficilissima, era una palla, l'ho rivisto ultimamente alla Zidane nella finale con Leverkusen, complicatissima infatti. Diciamo, nelle intenzioni lui voleva come Zidane, infatti l'ha sparata in curva che leggermente diverso l'esito. La curva è piena fino all'inverosimile. Virtus Verona in vantaggio a Pescara, è all'andata 2-2. Quindi in questo momento Virtus avanti di 1, perché Pescara può pareggiare. Ma la Virtus comunque l'avevamo visto nel finale di stagione, che è una squadra in forte crescita. Ha voglia. Girelli sulla destra, prova a far proseguire il pallone, non ci riesce, però lo riconquista. 18 minuti di partitaccia fino adesso, che a noi ci può anche star bene in questo momento. Sbaglia. Palla ancora tanti errori da una parte e dall'altra. Dai ragazzi. Girelli la lascia a Buso ancora per Girelli, sbaglia ma il rimpallo lo favorisce, c'è anche il fallo per il Lecco, Girelli batte il volo, Zuccon, la conclusione. Che bello! Galli. Zuccon. Che bello il tiro di Zuccon. Col sinistro, dai, cos'erano? 25-28 metri. Non è uscita di poco. No, infatti. Dava zona incrocio dei pali. Vediamo, Girelli tutto subito, il tempo di calciare, nessuno gli va incontro. Zuccon ci ho pensato, poi... Bello. No, ragazzi, di un soffio è andata fuori. Peccato. Rispetto all'inizio pirotecnico della partita di giovedì sta succedendo pochissimo qua rispetto ai primi 20 minuti. Ritmi bassi. Mi aspettavo un po' più di voglia di andare a fargli il gol, ma mi sa che... Cioè evidentemente il Lecco ha impostato un tipo di partita soft. Beh, probabilmente non vuole, visto che ipoteticamente ci saranno impegni, magari non vuole spingere, però, non vuole dare ritmi alti. 0-0 rischi. Giudici, secondo palo, per un attimo ci ha pensato Pinzauti, poi è arrivato Barnabà a liberare. Battistini lascia lì il pallone, lo riconquista Simonetti che sta giocando molto vicino alle punte, forse più lui di Paolucci, diciamo come trequartista. Ci sono lui e Di Massimo vicino a Spagnoli, pericolo numero 1 si può dire dell'Ancona. Sì, anche se poi la partita di settimana scorsa se non Lecco sulla sinistra, nonostante il fallo c'è il vantaggio. Zuccon salta, Secchi, 2 uomini, entra in area, la palla dentro, arriva Girelli, la parata facile di Perucchini. Girelli ha sbagliato completamente, perché ha visto Diaz contro l'Inter in Coppa dei Campioni, uguale. Rigore in movimento. Beh, oddio, Perucchini la mano non l'ha messa giusta. Però, grande azione di Zuccon, se non sbaglio, a sinistra. Sì, Zuccon ne ha saltati 2 come birilli, è entrato in area, l'ha messa dietro e Girelli
un po' di rincorsa, attenzione adesso l'angolo, messo fuori. Pareggiato il Pescara. Durato poco il vantaggio della Virtus. Girelli si è trovato la palla, l'ha anche angolata, non angolatissima. Doveva incrociarla, più Oppure forte incrociata. Oppure alzarla. No, vabbè, incrociata. Vedete quello che ha fatto più o meno Diaz con l'Inter, più o meno. Diciamo che insomma non è andato con grande convinzione, piattone. Come piazzare, sì, non proprio di piattone. Sì, un po' di interno ma con poca forza. Sì. Cioè... Più di precisione che di forza, perché non era neanche forte. Tanto l'arbitro è andato a discutere con Donadel, non so di cosa. Non è che così adesso non è che ha pensato di più a non fare la figuraccia dello spararla lontana, cioè ha cercato più di coordinarsi non so. che non di... Buso Attenzione! dentro. Perso palla l'Ancona, Buso mette dentro, Pinzauti sul primo palo anticipato, pericolosi i blu celesti. Dai che ci stiamo provando, Le ultime frazioni di partita sono a favore dell'Lecco che ci sta provando. Poi c'è una bella considerazione di Davide che dice, adesso seguiamo l'angolo, poi... Palla bassa, rimane lì, torna a disposizione di Giudici che la mette giù, bravissimo a saltare l'uomo, la palla dentro, basta ancora, messa fuori. Grande giocata di Luca Giudici. E recupera il Lecco ancora con Galli, ma Giudici deve disinteressarsene, è in fuori gioco. Allora, la considerazione di Davide, se abbiamo 4.000 spettatori oggi nei playoff in C, penso che eventualmente in Serie B non faremmo fatica a riempire lo stadio. Beh, credo che nelle partite di cartello in Serie B si potrebbe... Sabato pomeriggio si potrebbe arrivare, metti un Lecco-Palermo, un Lecco-Bari. Sì, poi ti arrivano tanti... sì, arrivano tifoserie importanti dopo, arriverebbero. Che magari sono di qua. Salutiamo anche Aurora che ha commentato col cuore e l'Aquila, forza Lecco naturalmente. Le foto le facciamo vedere appena arrivano. Arriva la Spalla l'anno prossimo, giusto? La Spalla c'è l'anno prossimo anche, che scende dalla B. Che scende eventualmente, sì. Intanto è scivolato Buso. Intanto vedo che il Pescara è pareggiato. Sì, pareggiato il Pescara che quindi torna avanti con la Virtus. Stavo guardando tutto campo. Nel complessivo in questo momento le qualificate Lecco, Cerignola, Prosesto, Pescara. Lecco che fa Cerignola Foggia è un derby, giusto? Sì. Mentre Virtus Entella e Gubbio allora sono in pareggio, ma passerebbe direi l'Entella per il fattore campo, insomma, fattore classifica. Sì, direi, e penso anche Foggia Cerignola sentito, poi sono tutti sentiti là in Puglia i derby. No? Beh, io sentivo il mio collega diciamo Giuliano, cose così, ha detto che Cerignola effettivamente è a 200 km di distanza, lo sentono poco, però il Foggia che è un po' più vicino, penso sia più da dove lui attenzione al tiro? No, facile, però. Dico, è molto più sentito anche perché... Ok, ci prendiamo una piccola pausa. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Eccolo. Giudici ha puntato l'uomo, ha provato la conclusione a giro ribattuta, però poteva forse dialogare con Zuccon, ha preferito il tentativo di conclusione, è andato a infrangersi sulla retroguardia. Adesso Ancona che sta un po' faticando adesso a riproporsi in avanti, Lecco è bravo a difendersi, adesso c'è un fallo di Girelli che consente a Gatto di gestire il pallone nel cerchio di centrocampo. Ecco che però sta spingendo negli ultimi 5-6 minuti. Gatto è quello del Como o quello della Provercelli, che erano due fratelli? Te lo dico subito. La mia memoria non mi aiuta. Mi sembra quello della Provercelli dal nome, però allora Emanuele Gatto. Attenzione adesso l'Ancona che cerca la salita sulla sinistra, ma è ben contenuto da... Loro davanti pochissimo. Ecco. Ben contenuto Zeglia. No, arrivava sul Tirol. Prima ancora Alessandria, Sant'Arcangelo, Cuneo, Lumezzane ed è uscito dal Centro Giovanile del Torino. Ancora allora. Non c'entra niente.
un terzo fratello. No, sai che c'erano i due fratelli. Cioè, il tocco di Galli col petto, dice il signor Carrione. Loro per adesso però faticano a costruire, no, non che noi, però comunque ci siamo proposti con maggiore costanza fino adesso. Non sono mai arrivati. No? Qui bravo Galli, è rischiato anche un pochino perché era sbilanciato col corpo di toccare con le braccia il pallone, no? Poi è stato bravo a riuscire sbilanciato a controllarlo di petto in maniera intelligente. Allora, non cambiano gli altri risultati, vediamo se c'è qualche altro commento. Walter, vorrei vedere il signor Barba senza barba in Serie B come Barba, cioè sei diventato uno scioglilingue. Io voglio che il Lecco giochi, attenzione, Paolucci, lo scambio con Spagnoli, l'apertura sulla sinistra brutta, e anche c'è la deviazione del Lecco però che concede la rimessa laterale a Brogni che inquadrate la partita, il coppino di Foschi. Parte ancora Di Massimo in dribbling, cerca l'esterno in area, poi la palla però gli ritorna, la palla ribattuta blu celeste, ancora Brogni, alza Zuccon un campanile, non arriva all'intervento di Melgrati e la palla viene ribattuta, rimane a terra, ma Melgrati piantato in porta non esce. È finito a terra che è finito a terra Simonetti forse, perché là c'è stato un batti di più palloni. Adesso ancora bravo Zeliak che riesce poi a rilanciare su Pinzauti, che è bravissimo a contenere questo pallone, bravo, poi cerca di far ripartire Buso che sterza sull'uomo De Santis, saltato, Buso si presenta in area, si allunga un po' il pallone, se lo tira verso l'esterno, però ritorna a puntare il fondo, la palla dentro, non riesce il tacco a Pinzauti. Allora, nell'area piccola Buso ha perso subito il tempo di calciare, anche perché tra l'altro non so se avete visto, Perucchini era fuori dallo specchio della porta, avesse calciato da fuori Buso aveva un po' lo schermo forse non lo so, però vorrei rivederla perché era 1 contro 4, era un po'... infatti no, dopo sì, però c'è stato un momento in cui avrebbe anche potuto calciare, secondo me, anche un rasoterra potente. Perucchini stava rinculando all'indietro piano piano, tra l'altro, da fuori 3-4 metri dalla porta. Brogni serve Girelli, palla dentro, Buso salta l'uomo, poi si tuffa. Sì, direi platealmente. Accusa un colpo al volto, quindi magari sai la smanacciata potrebbe anche esserci stata, non è magari un tuffo, perché si tocca il naso. Niente di che. Si rialza Buso, vediamo. Gli ha appoggiato il gomito sul collo, però non era poi così tanto un tuffo, però non era niente di che. Sì, direi che però è difficile dare rigore in questi casi. Intanto sì, vediamo poi, colpo d'occhio della Sud. Beh, piena cioè, diciamo, a parte i due componenti esterni, sì, il settore centrale è tutto pieno, come non vedevamo da tempo, direi, no? No, per niente. Buso, Zeliak, cross, angolo, no, è rimasta dentro, però Lecco ancora in posizione offensiva, Girelli però non riesce a riconquistare la palla. Adesso ci prova a ripartire Mezzoni che lancia lungo, Ancona che aggancia sulla tre quarti, riesce a rinculare il Lecco, palla bella in area di rigore per Simonetti, che si è lanciato come al solito in queste incursioni e guadagna il calcio d'angolo. Allora, Di Massimo qui ha fatto un aggancio strepitoso, dimostrando di essere probabilmente tecnicamente il giocatore migliore. Lo dimostrano poi, se non ho visto male, in stagione 6 o 7 assist, l'uomo che ha servito più assist dell'Ancona, e l'aveva già fatto vedere anche entrando dalla panchina giovedì. Grandi doti tecniche le sue, bisogna stare decisamente attenti. Parte la battuta di Mezzoni, mette fuori Lepore che svetta di testa, poi la palla ancora rimessa in area da Barnabà, ribatti, Paolo non riesce il Lecco ad uscire con Pinzauti, vediamo al secondo tentativo anche con il fallo. Non ha dato fallo. No. Fase brutta di partita nella mezz'ora. Ancona che prosegue, Ancona sulla destra il cross, Zeliak, anzi Giudici che di testa rimette in mezzo. E qua c'è fallo su Pinzauti. Stavolta sì. Ma come no? Non lo fischia ancora. Niente. È stato praticamente abbracciato e trascinato a terra Pinzauti. Invece adesso è Bianconi che sulla sinistra difende sulla bandierina del calcio d'angolo.
Ancona che riesce in qualche maniera a uscire dall'impasse, poi bravo Zuccone a combattere, Fuori, c'è però la rimessa laterale per l'Ancona. Mister, una delle partite più brutte degli ultimi... Sì, no, non stiamo giocando. Più che altro però non è tanto brutta perché mal giocata, ma è proprio sporca. Cioè, Sì, non sporca, tante riusciamo giocate... a... tutte e due le squadre stanno combattendo e ne esce fuori praticamente una lotta. Allora, è vero che ovviamente la posta in palio è alta, no? Perché insomma ti permette di andare... Beh, però anzi, stanno anche combattendo, cioè non No, no, sono ecco, ferme, No, no, stanno la combattendo. partita è viva, ma è brutta nel senso che non c'è manovra, Sì, ma sì, riguarda sviluppo tutte di e due- gioco, sì, male, sì, ma anche di là, sì. non è che cioè, noi non stiamo facendo, ma loro Sì, forse poi anche c'è peggio. il povero Pinzauti che continua a prenderle, adesso finalmente gli ha fischiato un fallo. Tra l'altro sono arrivate le prime foto di Matteo, magari adesso Beh, la Fausto Nord è vi fa vedere qualcosa, spaventosa. anche perché suggestive come sempre gli scatti del nostro Matteo. Intanto 32esimo, 0-0. Ricordiamo che ogni tanto. Un battazza che passa, di qua c'è sempre in una foto. Beh, diciamo che queste sono foto che diventeranno Almeno in una foto. desktop del computer del lavoro in battibaleno. Questa di Foschi che saluta quella No, Nord. questa Con con tutto il bene che gli voglio, ma questa della preferisco la Nord. Adesso L'Epore, Fausto, Cross è un campanile, Girelli per metterlo giù, non riesce ad andare in anticipo. beh, a vedere C'è- questa, faccio vedere questa, sembra una Nord di Anni inizio anni 80. 90, sì, fine anni 80 inizio anni 90. Sì, sì, quella che avevo io per quasi tutte le scuole superiori, quando ho iniziato per il computer con le immagini. Tanto Girelli anche la foto del Stavo dicendo, dolore. come sfondo del 286 sarebbe stato difficile. Scusa, il 286X2. Eccola qua. Che Questa è perfetta. Cioè, questa è proprio molto anni 80. E poi è proprio pulita, da, senza... proprio da desktop perché è proprio lunga. Pinzauti combatte senza fallo, sta facendo correre abbastanza carrione, quindi attenzione sia in un verso che nell'altro. Allora, da che parte attacca il Lecco? Attacchiamo verso la sud, sud. quindi attaccheremo verso la nord finalmente, non succedeva da diverse partite casalinghe. Ci prendiamo un break, torniamo subito. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Chance per il Lecco, Aveva portato via. L'Epore, il cross, secondo palo, Giudici anticipato, altrimenti in scivolata sarebbe andato probabilmente a depositare in rete con Perucchini battuto. Bravissimo, credo Camigliano, perché non ho visto bene il numero. 28 era. Ah, ok, Brogno. Brogno in la diagonale. Attenzione ancora, Lecco che ci prova sud'angolo, ribattuto, Giudici deve difendersi dall'attacco di Mezzoni che gli porta via il pallone alla fine, peccato. Lecco che adesso deve rincorrere il pallone nella propria metà campo dove non ci sono maglie rosse, c'è Galli insieme a Melgrati. 34esimo, no, pensavo che fossimo leggermente più avanti, invece siamo solo 33esimo. Resiste per adesso il risultato che premia il Lecco, ma bisogna cercare di fare Bello, qualcosa di più. Dai bello. ragazzi, dai! Fa scorrere per l'Epore che si No. presenta. No. Prova un tiro dalla lunga distanza in diagonale, ma velleitario. Anche perché c'era Pinzauti vicino a lui, poteva provare almeno il triangolo per entrare in area. È stato bellissimo il triangolo sull'esterno mancino, penso Buso che gli abbia fatto il velo, e l'Epore che poi è corso. Attenzione, recupera Battistini, poi Melgrati non tiene palle in campo, sarà angolo sul tentativo di Spagnoli. Velenoso questo tentativo dell'Ancona. Vediamo anche qualche maglia old style. Sì, infatti stavo dicendo in curva. brutti periodi tra l'altro.
angolo dalla sinistra 35. dell'Ancona, tanto in due, quindi siamo quasi messi d'accordo. Può essere, sì. Angolo parte al centro, mette fuori il Lecco con Pinzauti, sì. Perché anche quando... Ancora un altro tentativo, Buso però riesce a combattere qui forse stavolta c'è lui. una spallata, ma non fischiata. Beh, ormai anche Buso penso che abbia preso le misure, quindi ci va pesante anche lui. Anche perché non sta fischiando quasi infatti, nulla, quindi... tutte queste mezze spallate... Dai, oh! A momenti rubiamo palla sulla tre quarti. Sembrava un'azione rugbistica. No, perché si è lanciato, ha solo sbagliato. Dove vado? Sinistra, destra, si lancia da una parte. Attenzione però Ancona, Brogni, cross dentro, sbagliato. Poi Lepore in diagonale, Zuccon. Perché da solo in mezzo a 3, se ne va alla grande il 98 Blu Celeste, 99 Buso fino adesso Zuccon, che ferma tutto, poi lancia, Giudici se ci credeva. Non ci poteva arrivare. La più esterna. Avrebbe dovuto avere il passo di Buso. Allora, Zuccon migliore in campo fino adesso, mi pare di poter dire senza dubbi. Beh, anche Zegliak se la sta giocando. Zegliak dietro. Sì, Zuccon spacca. Da mezzala spacca. Poi Walter dice: io scherzo senza malizia, spero non si arrabbi Stefano. No, io spero che Lecco vada in B, compri Barba, perché c'è Barba il giocatore, così compra maglia del Lecco con scritto Barba dietro e la barba davanti. Però devi tagliarla, quindi devi aspettare dopo che ricresca. Lancio su Girelli anticipato. No, appunto, prendo la maglia con scritto Barba dalla regia. Mi regalate la barba finta. No, è vero, puoi tagliarla e ti fai con la cordino tipo Carnevale. Salutiamo anche Giorgia. No, oppure salvo la barba e la rimetto. Che schifo. Zegliak, ritmo bassissimo comunque no, in questa partita non è proprio decollato mai il ritmo rispetto all'andata. Loro non hanno grosse qualità, fanno fatica. Perché anche quando attaccano le manovre così non danno mai l'idea di schiacciarci, farci soffrire, per fortuna. Vedo un giocatore che ci sta mettendo in difficoltà. Noi sì, con Buso, con Zuccon. Allora, siamo riusciti a essere più pericolosi, diciamo rispetto a loro. Facciamo un po' fatica a leggere Simonetti perché ce lo troviamo sempre imbucato in area, però siamo più noi che difendiamo bassi che altro, gli lasciamo tanto spazio. Sì. Anche a prendere Di Massimo che a volte scala sulla linea dei centrocampisti per impostare azione d'attacco, però non è che abbiano costruito fino adesso, va detto, qualcosa di veramente pericoloso. Ma anche perché non si vede come suo solito. Ma Galli Melgrati fa una frittatina. Galli arriva a recuperare. Galli come all'andata messo lì zitto 4-4. No, sta facendo bene quando ha tirato di star bene fisicamente. Quando non lo senti è perché è lì con con Malte Cazzuolo che sta tirando sul muro davanti alla anche difesa. Qua il media subito pronto a rimediare all'errore di Melgrati, che ha fatto una cazzatina, possiamo dire. Ma no, ho letto il commento, spero che fosse attenzione che Magni si scalda. Però sinceramente all'andata lui in cambi non li ha sbagliati secondo me. No, ma erano sono i cambi che sono entrati male. D'accordo anche con lui che poi ha detto così, è stato abbastanza severo anche nei confronti dei suoi, alla fine della partita. Ci sta, anche perché quando poi hai contro invece un mister che trova dai cambi l'energia per ribaltarla. Ma soprattutto 2-0 loro erano morti. Sì. Erano morti su 2-0, soprattutto con l'espulsione. Li abbiamo rianimati noi, bella la palla dentro per Buso che perde un po' il contatto con la sfera, costretto ad allargarsi. No, ma perché ti butti? Stai su! Quindi ha cercato proprio il fallo. Si è lasciato andare come fortunatamente una patata lessa. Lo soffrono Buso. Sì. Questa se qui se stava in piedi andava. Cross ribattuto dalla schiena di Lepore. Andava lì se stava in piedi. No, poteva perché stava rientrando sul mancino. Lui può calciare anche benissimo di mancino da lì. Ha voluto cercare un po' mezzo rigore. Ma ce l'ha un po' sta cosa. È già la seconda volta in questa partita qua oggi. Che ci sta anche, ma devi essere un po' più convinto nel cercarlo. Sì. Attenzione a Piaci e l'Ancona e dagli costo. Oh! Che rischio. Brogni che manda alto in anticipo. Andiamo a rivedere un attimo l'azione, poi ci prendiamo un pausa. Diagonale. Se la fanno vedere perché forse calcio d'angolo. Quinto con quinto, come dicono quelli bravi. Allora, e proprio nell'area piccola Brogni va in anticipo su Giudici che si addormenta. No, la calcia fuori, grande occasione. Brogni
No, di nostro che non Giudice è andato a vuoto Melgrati si è fatto completamente. Brogni ha alzato palla sopra la traversa, ma era praticamente solo davanti a porta vuota, perché poi Melgrati invece è andato... Sei sicuro che era Giudice? Sì, che l'ha lasciata? L'ho visto subito al primo, poi dopo nel replay conferma, perché è stato proprio qui, esterno su esterno, quindi... Anche perché questo Brogni, anche lui un pochino ci sta dando fastidio, è lì sull'esterno. Ci prendiamo break, dai, veloce. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Stiamo rivedendo l'azione di Buso. Ma dai. No, Ma poi lì non doveva magari sterzare subito col sinistro? No, ma come si è girato prendergli quel mezzo metro per calciare in diagonale, andare ad vicino, e invece come no. si è girato è caduto. Mentre abbiamo rivisto prima, clamorosa davvero occasione dell'Ancona, che in diretta quasi non c'era sembrata. No. E invece, allora, cross dalla destra di Mezzoni, morbido, Bianconi se la fa scorrere a fianco senza... Forse pensando che ci fosse Melgrati in uscita dietro. Invece c'era Brogni che calcia subito davanti a Melgrati e fortunatamente non deve passare. Sì, perché fortunatamente la spara alta. Il giudice si è fatto aggirare, probabilmente anche lui sorpreso. Battazza in piedi, attenzione. E poi il problema è che lì poi Melgrati, tra l'altro lo sai che non esce mai. Quindi... Veramente, ma non si può fare un corso di uscita? No, perché è un gran bel portiere, certo. Ma c'ha sta cosa che non si schioda dalla linea di porta. In queste occasioni qua, se non ti... Fallaccio, giallo. Per? Chi è? Spagnoli? No. Paolucci? Sì, Paolucci. Se non sbaglio era stato ammonito anche nel match di andata, forse. Sì, che sta giocando tra l'altro a centrocampo, mentre di fianco a Gatto invece Simonetti è in avanti. Sì, stiamo rivedendo. Sì, ragazzi, altissima la gamba di... Non dico che è arancione scuro. Pestone sullo stinco a Galli. No, aspetta, è Girelli, giusto? Sì, giusto. C'è già la caviglia mezza. Attenzione adesso Lecco che ci prova, ma rilancia l'Ancona, bravo Battistini, ben posizionato, poi Zuccon non riesce a mettere giù il pallone, l'attacco del secondo uomo Mezzoni gli porta via la sfera, avanza sulla sinistra l'Ancona, fermato solo per un attimo però, poi ci pensa Zuccon a mettere il rimessa laterale, Mezzoni dopo che Paolucci aveva raccolto la sfera ma lascia al 94 che andrà alla rimessa. Siamo vicini all'area di rigore blu celeste, 44 minuti sul cronometro, 0-0 punteggio. Attenzione la palla che sfila! Clamorosa ancora l'occasione dell'Ancona con il diagonale destro in diagonale, dal vertice quasi sì, dell'area piccola a destro. Paolucci incrocia con l'esterno destro e fa la barba al palo. La barba al palo, sì. Ma chi era quello che se l'è perso? Zuccon, primo errore della partita. Lecco che sta traballando dietro, mister. Da quest'anno, che di qua non vengono mai dentro, che vengono dentro. In maniera... Per Melgrati, però 3 minuti. E Buso prima. Insomma, un po' eccessivo. Sì, un po' tanto. Anche perché alla fine non si è mai perso tantissimo tempo. Battistini, rilancio e profondità. Vediamo se riescono a metterla giù i giocatori dell'Ecco. Pinzauti, gamba un po' alta, un po' proditoria, quindi fallo. Ancona che adesso ribatte, si salta praticamente sempre il centrocampo in questi ultimi 10 minuti. Tanto Juve che perde 2-0 a Empoli dopo il meno 10 di Massimo, arriva anche la sconfitta per adesso sul campo. Palla per Brogni ancora di Massimo, lunga, salva la rimessa dal fondo, lascia
rimessa laterale blu celesti in fase difensiva. Tanto sbandiera la curva nord. Beh, oggi quando ho visto, sapevo del meno 10, diceva se gli danno la penalità stasera la Juve sbanda. Sì. Ma perché questi si vedranno, continuano a rifare punti e poi continuano a rimandarli giù, quindi... Roma che invece ha fatto 2-2, ma Roma che ormai è evidentemente concentrata sulla finale, giustamente. Ma leggermente. Ma proprio di Europa League. Giocare neanche la prima, come la Berretti probabilmente aveva messo oggi. Attenzione Ancona, palla al limite dell'area, Gatto. Sta schiacciando adesso in questo finale di tempo. Mezzoni ribatte l'Epore, poi riesce ad andare in anticipo. Pinzauti non la tiene. Stiamo soffrendo inaspettatamente. E poi noi davanti non stiamo tenendo un pallone. Stiamo cercando solo di... Ci prova Zuccone andare in pressione. Piano. Palla verso cos'è questo? Simonetti, il cross lunghissimo, va vuoto Girelli, il gol dell'Ancona. Il gol di Massimo, ce li siamo portati in casa e alla fine hanno segnato. Era il gol dell'Ancona. Era il gol di Ancona che ci stava girando intorno e Lecco troppo molle rinunciatario in questi ultimi 5 minuti di partita. Soprattutto quanto fa male al 47esimo. Avete presente la scena di quello che si guarda per aria e vede tutte le stelle che gli passano sopra la testa, no? Uguale. Se non devi guardare il cielo. Se non vuoi fare l'1-0 tu, poi dopo... No, ma guarda poi qua, ancora uguale a prima. Allora, cross dalla destra, poi colpo di testa e libero di Massimo nel cuore dell'area a realizzare. Chi gli ha fatto? Simonetti che Zegliak, Battistini. No, scusa, Simonetti che gli fa l'assist, sì. Vabbè, Zegliak ma perché poi c'era Girelli Battistini deve essere peccato lì. Cioè c'era Girelli da esterno di destra che salta a vuoto. Al centro dell'area c'era Di Massimo e c'erano Zegliak e Battistini lì a 2 metri di distanza, con l'uomo in area di rigore a 2 metri di distanza. Però come all'andata ce lo siamo cercato, niente di esageratamente meritato dall'Ancona. Cioè sì, loro hanno giocato, ci hanno provato, ma siamo noi che gli abbiamo lasciato la tavola apparecchiata. Intanto Pinzauti va a contestare qualche decisione arbitrale. Arrivano i giocatori dell'Ancona. Finisce il primo tempo, si innervosisce ora anche il Lecco, deve stare attento. Dopo una stagione in cui in casa abbiamo sofferto sempre Pinzauti lamenta praticamente tutti i falli che ha subito. Pinzauti sta lamentando tutti i falli che ha subito con il signor Carrione e poi sono arrivati quelli dell'Ancona a inzigare. A breve ci colleghiamo con il nostro Albino. Purtroppo doccia fredda nel finale, anche se fredda mica tanto perché l'Ancona ci stava girando un po' intorno. Sì, però senza errori non hanno fatto niente loro. Però hanno avuto 2 grandi occasioni prima di questo gol. Siamo noi però che gli abbiamo dato. Noi abbiamo smesso di giocare. Non ci siamo messi in perché testa, loro per 35 minuti non erano messi in testa comunque devi fare la partita, devi giocare, devi ma come è andata puoi sempre aspettare. No, sono d'accordo con te. Perché poi l'episodio capita, è come è capitato che adesso vedo male, è capitato che vai all'intervallo, se lo prendevi inizio secondo tempo era peggio. Allora sento Albino, mi senti? Sì, assolutamente. Voi mi sentite bene? Sì, forte e chiaro. Stavamo commentando purtroppo questo gol dell'Ancona, con un Lecco che ci è parso un po' troppo rinunciatario, nel senso che poi parlavamo all'inizio partita con te, speriamo che doveva essere diverso, dicevamo, l'approccio, invece un po' troppo attendista. Ancona che è cresciuto negli 10 minuti finali e Lecco è immobile. È vero della crescita dell'Ancona nei 10 minuti finali, però contate le occasioni da rete, abbiamo fatto voi, l'Ancona ne ha avuta 1,5 sul gol, no? Noi ne abbiamo avute 6, quindi voglio dire, non mi sembra molto rinunciatario, anzi ha affrontato la partita in modo abbastanza netto. È chiaro che si gioca sempre in 11, no? E quindi ci sono anche gli altri 11. No, certo, però a noi è parso che negli ultimi 10 minuti il Lecco sia stato un po' troppo, anche in occasione del gol, un po' immobile, un po' spento. Questo può essere che ci avevano girato intorno 5 minuti prima 2 occasioni loro in cui avevamo Bianconi che si perde la palla, la fa scorrere
il giocatore si trova davanti a Melgrado, cioè non lo so, come se si fosse un po' spenta la luce dal 35esimo in avanti. Beh, direi che però da prima di quel minutaggio lì io ho segnato un tiro di Giudici, un tiro di Pizzauti, un tiro di Piccon, no? Voglio dire, poi praticamente c'è stato un tiro dell'Ancona, un tiro di Lepore, sbaglia ancora un po' e poi c'è il gol, ma voglio dire, non è che è stato qui da aspettare, questo sarebbe ingiusto dirlo. Non ha fatto una partita tendenziale a Lecco, almeno da qui mi è parso di vedere un Lecco che tendeva ad attaccare. Ripeto, abbiamo di fronte una squadra che ha un solo risultato. No, questo è vero, chiaro. È chiaro che l'1-0 non pregiudica ovviamente ancora nulla, c'è il secondo tempo, bisogna però ovviamente interpretarlo nella maniera ideale. Albino, c'è un dato, poi è arrivato per caso il dato definitivo del flusso di pubblico? No, non ancora. Non ancora no, perché poi ce l'hanno chiesto anche i nostri amici da casa, appena lo avremo riusciremo a darlo. Voglio dire, adesso al di là del fatto che non è arrivato ancora il dato, ci penso a breve o arriverà a breve, ma è una bella terza di carte. Ripeto, stanno affrontando due squadre forti, no? Noi abbiamo davanti un problema, ragazzi, lo sentiamo non da oggi ma da qualche mese, che è la mancanza di un centravanti di ruolo che la butta dentro. Volevo vedere ad Ancona con Eusebi come finire quella partita. No, ma su questo siamo assolutamente ora non è ancora finito niente, non è ancora compromesso, no. Però francamente non credo che si possa tacciare la squadra di attendismo, questo no. Ok, va bene, dai Albino, ci sentiamo allora più tardi, sperando di vedere un bel secondo tempo. Speriamo di vedere dei gol soprattutto. Sì, speriamo di rimetterla in carreggiata. A più tardi allora. A più tardi, ciao. A più tardi. Rientriamo in studio, noi ci prendiamo un piccolo break, torniamo tra 5 minuti per raccontarvi il secondo tempo di Lecco Ancona, purtroppo 0-1. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio.
Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Non sono molti i giocatori ad avere lasciato un'impronta indelebile nella storia del Lecco in una sola annata disputata con i colori blucelesti, come è riuscito a Carlos Clay França. Nato il 1 gennaio del 1980 in Brasile, la carriera del potente centravanti inizia nelle serie minori in patria e rischia di concludersi prematuramente nel 2006, quando gli viene diagnosticato un tumore alla schiena. Carlos si avvicina alla fede grazie alla compagna e diventa un atleta di Cristo, trovando la forza e la volontà di reagire alle avversità e non mollare. 3 anni più tardi concluse le terapie, è in grado di tornare in campo e la sua seconda vita, sportiva e non solo, è vissuta per intero in Italia, con le maglie di Chiavari, Bogliasco, Legnago Salus, Lavagnese, Rapallo Bogliasco e Cuneo. França, uomo squadra abile nel gioco aereo e nelle soluzioni acrobatiche, realizza gol a raffica e conquista la Serie C. Nell'estate del 2015 viene prelevato dal Lecco. La stagione dell'attaccante brasiliano è straordinaria, 27 gol messi a segno in 33 partite, seconda migliore prestazione per un bluceleste in un singolo campionato, col record di 8 centri in 5 gare. Anche fuori dal campo Carlos lascia un segno fortissimo grazie alle sue qualità umane, amato in ogni luogo in cui ha giocato. Prosegue la carriera da calciatore a Trieste e Potenza, di cui diventa simbolo assoluto, prima di iniziare una nuova fase della sua vita da allenatore. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blu celesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blu celesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Un figlio d'arte dalla fredda Svezia per rendere grande il Lecco, Evert Skoglund, primogenito della leggenda dell'Inter Lennart, inizia la carriera calcistica proprio tra le file dei nerazzurri, con i quali esordisce in Serie A. Disputa 2 stagioni dal 1974 al 76 con la maglia del Sant'Angelo prima di sbarcare nella città del Manzoni. Il Lecco, affidato a Oscar Massey, parte con grandi ambizioni nel campionato di Serie C. Per ironia della sorte, il centrocampista svedese bagna l'esordio andando subito in rete contro la sua ex squadra e vive una stagione esaltante come tutti i compagni e la città. La promozione sfugge, ma in classifica viene centrato comunque un ottimo quarto posto. Skoglund scende in campo 26 volte, con 5 marcature. Le soddisfazioni arrivano dalle altre competizioni. La compagine bluceleste passa il girone eliminatorio nella Coppa Italia semiprofessionisti ed è protagonista di una splendida cavalcata nei turni eliminazione diretta. Skoglund si rivela decisivo grazie a una doppietta nei supplementari contro il Piacenza e negli ottavi con il Parma. In finale il Lecco batte la San Giovannese e alza la Coppa. Pochi giorni più tardi la scena si ripete con il trofeo anglo-italiano, il Bath City affonda sotto 3 reti. Lo svedese saluta Lecco nel migliore dei modi. Prima del ritiro vestirà le maglie di Lecce, Piacenza, Pro Patria e Latina. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Per vivere un'esperienza indimenticabile, Per voi c'è Mamaio Bistro. venite ad assaporare la freschezza e la qualità che solo il pesce di Mama Ioa potrà darvi. Piccolo ma accogliente e moderno con personale cortese e professionale, da Mamaio Bistro gustate in tranquillità aromi semplici e ricercati della pesca giornaliera, iniziando dall'antipasto fino al dessert. E durante la bella stagione pranzate, cenate e ammirate la bellezza del lago da Piazza Cermenati. Mamaio Bistro, Vicolo del Torchio 1, Piazza Cermenati, Lecco. Per info e prenotazioni 0341 32 16 88 o al sito www.mamaioa.it. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Ci siamo. Eccoci qua, siamo tornati. Noi stavamo divagando del più e del meno calcistico. Sugli avvenimenti di giornata di categorie inferiori. E quindi ci facevamo allegramente i cosiddetti nostri. Ma siamo tornati in diretta per questo primo tempo che, allora, è vero, sì, come diceva Albino, che abbiamo attaccato all'inizio, però non sono state, mi pare di poter dire, occasioni clamorose le nostre, tranne forse una, mentre l'Ancona negli ultimi 5 minuti aveva dato l'idea, l'avevamo detto, sta crescendo e il gol sembrava essere nell'aria e poi infatti purtroppo è arrivato. Vediamo se diciamo che ci siamo portati giova. Ci siamo portati il nemico in casa. Sì. Mentre nella prima mezz'ora, 35 minuti riuscivamo comunque però a ribattere, negli ultimi 10 minuti gli abbiamo lasciato anche degli errori clamorosi in area di rigore, perché Zuccon prima, poi Bianconi e in occasione della rete un po' tutti fondamentalmente. Oltre diciamo a lasciargli proprio la tipologia di gioco, poi dopo abbiamo anche sbagliato proprio nelle situazioni singole. Adesso c'è Pinzauti che prova la sponda, non gli bisogna riesce. aggredire un po' questa ripresa, però mister con un piglio diverso. Sì, ma è cosa che dovevamo fare già subito nel primo tempo e non l'abbiamo fatto. Alla fine Bianconi a vuoto, attenzione, c'è fuori gioco. È fuori gioco qua, non fischia. Sì, alzerà adesso. No, non ha alzato. Non ha alzato, non ha alzato. Scusate. No, perché erano 2 metri. No, perché di massimo va a calciare, poi non inquadra la porta. Sì, è partito con sì, poi ha calciato, ma perché probabilmente si sentiva fuori gioco, perché mi sembrava che potesse andare avanti ancora, no? Comunque, buon per il Lecco che sia finita così, perché se davvero non ha alzato la bandierina. Buso. Lecco che adesso un passaggio avanti, uno indietro. Un passaggio avanti di 10 metri, uno indietro di 40. Fa ridere, ma perché è vero, il problema è quello. E poi proviamo questi attacchi con le 2 punte che non riescono a tenere palla, loro partono in contropiede, attenzione, 2 contro 1 e per fortuna che Bianconi è ben piazzato. E attenzione a questi mismatch con Bianconi che forse è partiti bene. Non siamo in partita. Come nel finale del primo tempo e come nel finale dell'andata, mi permetto di dire. Quindi sì, il finale dell'andata penso sia stato il peggior finale che cioè è stato simile, ecco, il secondo tempo di Pergo Crema Lecco mi ha ricordato, quando avanti 2-0 e cioè sei scomparso completamente da
Corraccio, passa Girelli che si allunga un po' il pallone, entra in area Girelli, Perucchini, che gol che ha sbagliato ancora Girelli. Mamma mia, De Santis, un regalo enorme e ha sbagliato il primo controllo. Si è allungato il pallone. Clamoroso errore della difesa anconetana qui, Praticamente davanti allora, passaggio orizzontale all'indietro, De Santis che va a vuoto, non so cosa ha fatto, se l'ha ceccata proprio. Sotto. Girelli alle sue spalle taglia, ma il problema è che taglia in diagonale e non va in verticale sulla porta, quindi va sull'esterno e dopo l'occasione, diciamo che, non dico che scema, però si trova in una posizione complicata e non riesce a centrare la porta. Peccato, perché poteva essere veramente subito una bella botta in testa al... Vicenza che pareggia i conti con la Pro Sesto 2-2 e in questo momento sarebbe, cioè 1-0 nel complesso 2-2, in questo momento sarebbe qualificato. Che gol che si è magnato, possiamo dire, Girelli? Sì, perché se la controlla, se la porta sul destro ha tutta la porta, invece così si è proprio defilato. Sì, invece di andare in orizzontale, in diagonale, bastava andare. Sì, no, come dici te, l'ha controllata male, dopo si è dovuto per forza... Poi Zeliak si allunga, pallone, attenzione... meno male, Galli recupera Girelli dopo che hanno sbagliato loro l'impostazione. Certo che anche loro adesso, cioè, pur essendo avanti 1-0, dovendo essere solo concentrati per non concedere occasioni, stanno sbagliando. Adesso c'è anche un bel fallo che si prende giù. Dai che possiamo stare lì negli ultimi 30 metri dalla... Cioè loro, squadra compatta, metacampo, fisica, tignosa, però errori ne fanno. Come all'andata, perché anche all'andata noi ci siamo trovati tranquillamente, tra virgolette, 2-0. Sì. Adesso già 2 azioni anche qui hanno concesso. Cioè dai l'idea che appena ci credi un pochino quello... puoi entrare dentro con facilità. Ed è proprio quello che dà ancora più fastidio. Come all'andata che potevi tranquillamente portare a casa il 3-0, invece, e come oggi che potevi tranquillamente essere 1-0 perché potevi spingere. L'Empoli sul punto di battuta dalla 3 quarti, palla dentro, secondo palo, anticipa tutti la retroguardia anconetana, poi libera, ma no, perché regala la rimessa laterale Girelli per Zuccon, testa alta, ma non ci sono compagni liberi. Dove sono tutti i giocatori del Lecco che non c'è nessuno sulla 3 quarti? Sono tutti dentro. Sono tutti intorno. C'è bella col buco. La palla in aria. Eccolo Zuccon finalmente che si presenta sulla 3 quarti. Bello il pallone per Galli che poi d'esterno aggrediscila sta palla però. Che stava aspettando che la palla gli arrivasse. Il difensore della Ancona rilancia dove c'è solo Melgrati. Poi c'è palla messa fuori, un giocatore dell'Ancona a terra probabilmente. Si parte col circo al 50esimo. Anzi no, è il giocatore del Lecco. No, Galli, no, per favore, Galli no. Ma qua la vedo grama per Galli. Si è allungato. Sì. L'occasione lì per andare in anticipo adduttore. 2 uomo intanto del Pescara. Adduttore. Sì. Sulla Virtus. E forse il primo controllo subito è... Sì. Si è un po' allungato. Non ripetiamo le parole che sta dicendo il nostro purtroppo sfortunato Giorgio Galli. Entra Ilari e qui insomma Zuccon deve abbassarsi a fare lo schermo davanti difesa, perdiamo un po' forse anche in inserimento. Allora forse però obbligato Ilari davanti può dare una gran mano. Zuccon è uno più di costruzione che di rottura. Perdiamo diciamo come schermo davanti alla difesa che ha fatto un grandissimo lavoro Galli, però vediamo. Speriamo che Ilari sia l'Ilari delle versioni migliori che abbiamo visto a Lecco, uno di quelli che è capace di andare a inserirsi, lo testimoniano i suoi 7 gol stagionali, quindi è fermo da un po', no? È un po' che non sta giocando, un po' che non sta giocando bene. Sì. E però diciamo magari sai Lecco che riparte dalle retrovie, Ancona che adesso sta lasciando totalmente il gioco ai blucelesti, ovviamente deve difendere con le unghie e con i denti, sapendo poi che in contropiede può fare male. Mentre intanto Girelli ha da dire qualcosa al signor dell'Orco.
rimessa laterale per Giudici, dalla destra adesso Lecco che attaccherà sotto la Nord, tra l'altro in questo secondo tempo. Speriamo che trarre un pochino riesca a trarre giovamento. Buso non trova la deviazione decisiva, deve ritentare. Buso ancora, palla dentro, messa fuori, ci riesce la difesa marchigiana a ribattere, sì, in rimessa laterale però. Linea di metacampo, il nostro Zeljak va col pallone fra le mani a portare palla più avanti possibile. Vicino a lui si presenta Giudici, poi ancora Vedran dietro per Battistini che rilancia. Dai ragazzi, Pinzauti non arriva e ancora io non so se lo stadio, ovviamente non lo sentiamo, chiediamo anche in regia che magari hanno anche il ritorno audio, se lo stadio sia ammutolito in questo momento, se stia continuando a farsi sentire. Insieme Melgrati, palla fra i piedi, rilancio, bene. Insomma, bisogna far fruttare l'energia, no, che ti può dare Riga Moticeppi in questa situazione. Che, allora, conoscendo i nostri compagni di tifo, penso che stiano sostenendo la squadra. No, infatti dico, se non c'è un momento in cui sostenerla è questo. Fuori. Fallo di fondo. Momento difficile, ci prendiamo una pausa. Segnato? Elvis Kraja. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Rientriamo intanto. Io sto chiedendo a Mister Rimedi per riuscire a dare un po' una sversata alla partita, perché il Lecco sembra non aver proprio cambiato marcia negli spogliatoi, sta proseguendo un po' su quella falsariga. Adesso il cambio di Ilari, ma non sembra che sia successo niente. Mi ricorda molto le parole di Albino tra primo e secondo tempo. Ci manca tanto la punta, perché Pinzauti sta facendo fatica a fare il suo solito lavoro e davanti è abbastanza invisibile. Buso è lasciato spesso volentieri troppo solo. Tanto fallo su... E attenzione, dalla 3-1 Pescara. Dall'esterno mancino. Ha segnato anche, mi dicevi, Kraja, è il giocatore del Lecco. 2-1 Kraja, sì. Qui Di Massimo viene trattenuto da Battistini. Sì, cintura vistosa più che... Calcio di punizione vicino alla bandierina quasi, poco più avanti del calcio d'angolo, quindi sarà un corner stretto da parte dell'Ancona. Attenzione perché da lì può addirittura andare a calciare anche in porta. 56 minuti. Doppia barriera addirittura. Ragazzi, dura. Si sta facendo inaspettatamente dura questa partita. No, più che altro non sta iniziando, non è ancora iniziata veramente il secondo tempo per il Lecco, sono già passati 10 minuti. Parte la battuta alta, per fortuna. Meno male. Esce in curva sud. Fatto sta che anche loro... Io ti dico, non ho capito poca roba, chi c'hanno di fuori. Cioè, non vedo una squadra, anche come singoli, non vedo... Ma l'unico mi sembra Di Massimo di poter dire che ha un po' di... Sì, ci ha rotto le scatole con la corsa, ci hanno rotto le scatole. Poi noi però adesso mi pare di poter dire che sia anche molto un problema psicologico adesso, un po' bloccata la squadra. Lo so però ragazzi, cioè più bloccata, più che un obiettivo facile che hai davanti. No, ma perché forse ti senti che avevi in mano 3-0 del Lentella che ribalta completamente. Lari riesce in qualche maniera a far correre per Girelli che si ferma, palla dentro per Buso in area, Buso si ferma, riesce comunque a tornare sul pallone, palla dentro. Manchiamo sempre in quell'ultimo passaggio. Sì, l'Ecco quest'anno non ha mai saputo rifinire decisivo sia nella scelta che nella conclusione. Intanto giallo a Spagnoli. Seconda ammonito nelle file dell'Ancona e seconda ammonito della partita. Una sbracciata su Pinzauti che ha combattuto la palla. No, Bianconi, palla aerea.
Sì. Forse è più il fatto che abbia lasciato il braccio dopo. Sì, e gli cade... Che non... Qua, vedi, guarda. Sì, sulla qua, faccia a Bianconi. Mentre non ha tolto il braccio, quindi vabbè. Dal contrasto aereo. Diciamo che ho visto già lì... 2-0, è annullato il gol dell'Entella, che però rimane avanti per Ho visto già lì più classifica. evidenti di quello di prima. Bianconi, tre quarti, tutti nella tre quarti dell'Ancona. Ilari... Sparito un po' Giudici anche dalla partita. Ha fatto poco oggi. Ebbene, stiamo facendo... Battistini mette giù bene il pallone, lancia bene, Bianconi addirittura in posizione di ala. No, e non è bello stop, lo stop è quello di un centrale difensivo. Si vede, ragazzi. E attenzione adesso, perché riparte l'Ancona, per fortuna sbaglia completamente il rilancio. Allora, c'è da dire anche che mezz'ora da giocarsi così l'Ancona è dura, per loro. Sì, però... Cioè, dovremmo noi iniziare a fare qualcosina, magari anche con un cambio in più. Ma anche il cambio... Cioè, a sto punto... anche a 4 dietro e... No, anche perché non c'è domani, Cioè, ma hai visto che Pinzauti non sta girando. Prova Bonino. Buso, punta, cerca di andarsene e poi si lascia andare come al solito, ma sta in piedi. Ci regalano rimessa, dai che ci regalano rimessa. Non te ne ha dato uno di quei falli lì. Sta in piedi, lotta. Togliere Bianconi e andare a 4, bassi e metti dentro Tordini, Zambataro, qualcuno, fai il 4-4-2. Tanto c'è Mezzoni che deve uscire. Un 4-3-3, tenere sempre dietro a 5. Mondonico. Tanto Mondonico, un difensore che è uscito? Mezzoni, quindi qualcuno si sposterà sull'esterno. Esterno per il centrale, quindi. Però entra Martina che è l'esterno sinistro. Esce Spagnoli ed entra. Quindi si copre, Martina. Fuori un attaccante e con questi due cambi un difensore. Beh, loro hanno tirato indietro le linee, già manca un po' di mezz'ora. Noi siamo dietro. Passano a 4 evidentemente loro, no? Sì, ma allora io dico, Buso, caro ragazzo, hai capito che tuffandoti non ne pigli una? Sta in piedi? Provaci quantomeno a stare in piedi. Scusa, anche perché prima o poi secondo me si becca la munizione. Al posto di Mezzoni, no? Sì. Cioè, Mezzoni e Spagnoli sono usciti. Ma Brogni è uscito anche, dava il 5. Anche Brogni? Sì. Ah no, allora Brogni non Spagnoli, perché Spagnoli c'è ancora. Sembrava strano togliesse un attaccante. Tanto angolo per i blu celesti, dalla sinistra va Lepore. C'è un po' presto. Dai, mettilo dentro bene, che c'è il Carletto dentro che le insacca. Dai, sotto questa bella Nord che incita i ragazzi, su. Cos'è? No. Palla che rimane lì, non riescono i giocatori blu celesti a riconquistare, la Giudici come ultimo uomo è costretto addirittura andare da... riesce... Ha rischiato tanto che col primo tocco Giudici male, sta un po' impreciso oggi Luca, non è proprio in partita benissimo. Lepore poi il lancio a Casacci in avanti. Che poi loro concedono e poi adesso attenzione, meno male. Bandierine, che cavolo. Erano in 4 contro 1, farsi infilare in 4. Dai ragazzi. Dentro Bonino dice Made in Tokyo Japan, alla fine quelli è Bonino, Tordini. Ilari, uno dei due. Per Buso Buso ancora cerca il fallo, ma basta! Non te ne dà basta, uno! Nicolò, devi giocare! Attenzione che Spagnoli libero in mezzo. Però almeno vedi, però... Sì, il metro è quello. Il metro è quello, anche Spagnoli si è lasciato andare uguale e non gliel'ha dato. Battistini, vai! Ma perché ti fermi? Vai! Aspetta Ilari che arriva a una velocità da dietro tipo trattore. Sì, è Battistini ancora lì davanti che aspetta gli altri e intanto sviluppa l'ulazione. Buso cerca di girarsi sul lato corto dell'area. No. Buso male. No, si è incartato su quel blocco dell'arbitro involontario e poi fallo. Zuccon, giallo. Che prende giallo. Vediamo perché chiama tutto il pubblico e anche Zuccon. Ci prendiamo un break su questo giallo Zuccon.
Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. E continua a giocare al 5 dietro. Rientriamo, è arrivato il dato. Ilari. No, niente. Sfondato il muro dei 4.000 spettatori, per l'esattezza 4.085 ci dice Matteo, quindi record degli ultimi anni senza ombra di dubbio. Poi magari Lanfredo Virelli, lo statistico, magari ci dirà, no? Nei derby? Secondo me 4.000 non ci siamo mai arrivati, però negli ultimi anni. Da quanto tempo mancava un afflusso simile? Dai ragazzi, allora per questi 4.000 su, un obiettivo da partita del genere, Lepore dentro, anticipato Pinzauti in angolo. Dai, un po' debole Entella 3-0, un po' debole questo cross di meno male che Lepore mette, perché di là non stiamo vedendo dentro. Giudice non è in partita, io non so se si potrebbe pensare a Zambataro. Non lo stiamo neanche cercando, stiamo andando sempre qui a sinistra. Vediamo Lepore ancora dal punto di battuta, neanche sistema il pallone. No, va subito. Va via. Cos'è? C'è un uomo a terra. No, è da ribattere però. Spero proprio di sì. Simonetti. C'è Zediak che lamenta la trattenuta. Il giocatore dell'Ancona che ha il 18 Simonetti. Niente, si dibatte. Lepore basso. Cioè, battuto senza grande... Rimessa laterale, Lepore vicino a lui Zuccon, una Nord che pompa, un Lecco spompo. Sembra che stia facendo il massaggio cardiaco a un Lecco svenuto la Nord, perché quel gol al 47esimo, cioè, possiamo dire che ci ha segato le gambe. Ma sai che ti dico che non è stato il gol? Cioè noi stavamo già giocando No, abbiamo così. già proprio il gol. Dove va Melgrati? Perché fu adesso così fuori? Battistini che si prende il fallo. Con esperienza con i Battistini davanti al guardaline va a prendersi il fallo. Non darla a Melgrati che non sa poi cosa farne lì vicino, bravo. Donadel molto nervoso. Si sta giocando... probabilmente si sta giocando qualcosa che 0-2, 10 contro 11 in casa, mai col binocolo, certo. Avrebbe pensato. Dovrebbe essere più nervoso Foschi però dal mio punto di vista. Ecco che riparte Zuccon dalle retrovie, lancio sbagliato. Molta imprecisione anche poi ora nei... Però è anche difficile giocare così, perché Zuccon deve sempre andare a pescare il giocatore dietro l'avversario a 30 metri di distanza. E Pirlo, neanche a Pirlo riuscivano tutte quelle. Adesso Buso riesce ad andare in anticipo, la palla dentro, sbagliata di Pinzauti per Ilari. Non l'ha visto con la coda dell'occhio, Ilari entrava in diagonale, Pinzauti... Io voglio bene, lo sapete quanto voglio bene a Pinzauti, lo sapete tutti. Ma sta giocando male. Ma anche dopo questa palla qui sbagliata così, ripeto, mi dispiace perché io... Vicenza 2-0 in questo momento. Mi dispiace perché Pinzauti è stato uno dei giocatori migliori di quest'anno, ha lottato, combattuto, non ce la fa più. E anche Giudici qua, sì, oggi con mezzo metro di campo in più, gli era scappato via il giocatore. No, abbiamo detto Giudici molto male oggi. Prova metti Lepore di là, Zambataro, lo so, Zambataro è quello che è. Però sono 65 minuti, o fai almeno un altro cambio adesso? O pensa di fare tutto negli ultimi 10 minuti. Ho capito, però poi quando i buoi sono già scappati. Ti giochi Cos'è? Fuori gioco? Fallo di Pinzauti forse? O di Ilari forse. Loro che tra l'altro al 66esimo dovrebbe anche essere una squadra che inizia a perdere tempo, tutto invece stanno anche... Davide scrive: mi sembra di vedere un bambino che cerca di gonfiare un pallone da calcio tutto scucito e buco. Non ci vai lontano secondo me. No, invece non sono d'accordo, perché il bambino vuole gonfiarlo sto pallone gonfiato, ci mette tutto l'impegno, noi no.
Cioè, però potrebbe essere il bambino è il pubblico che tifa. L'Empoli si fa portare via la palla come un bambino, appunto. Per fortuna che al centro dell'area c'era e poi perde Battistini. Che cosa fa poi? Siamo in bambola completa, ragazzi. Bambola completa. Persi in un bicchiere d'acqua. Sì, ma veramente c'era. Bambino sono i tifosi, Davide, invece dici sì. Sì, ok, allora ci sta. La mia visione. In queste sì, no, ok. Il pallone è la squadra che è veramente sgonfissima in questo momento. 67esimo, 1-0 Ancona, che col minimo sforzo si sta portando a casa in questo momento la qualificazione al terzo turno o quarto, quello che è dei playoff. Ancona che nel senso è anche una squadra che non riesci a come posso dire, di solito sai, ti sale un po' quel nervoso, quella rabbia. Invece loro, cacchio, se la stanno meritando tutta sta qualificazione. Qua bravo Pinzauti a crederci, perché costringe Camigliano a mandarla in fallo laterale in zona d'attacco, rimessa per il Lecco. L'Empoli però siamo al 67esimo. C'è cambio, vediamo, scusa, entra Moretti al posto di Massimo. Non c'è Di Massimo? Vediamo adesso. Di Massimo, fuori Di Massimo, dentro Moretti, e noi ci prendiamo un piccolo stop. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Ragazzi, commentavamo, l'unica tra l'altro in questo momento aperta in bilico è questa, perché le altre partite dei playoff di questo turno sembrano già chiuse ormai. Zuccon cade contrasto 2 contro 3, 3 contro 3 adesso. Va, per fortuna c'è un muro, i bianconi erige il muro, ma poi c'è ancora Ancona che non molla, con Spagnoli va sull'esterno, poi la palla dietro per Barnabà. Ancona che adesso cerca di respirare qualche istante tenendo palla, pressione. Per fortuna tornano indietro fino a Perrucchini. Pressione debole, ma non corriamo Lecco più, che non c'è. Ma no, ma niente, ma a tutti le seconde che lotta però adesso sporchissima. Sì, Lari riesce in qualche maniera a recuperare il pallone finalmente, l'Empoli, cross, secondo palo, ci regalano l'angolo, dai. Ma loro veramente, combinano una palla inattiva. Loro stanno facendo veramente di tutto per provare a rimetterci. Stanno facendo una fatica dannata a stare in campo loro, cioè proprio a stare in campo. Ma poi molti errori tecnici. Esatto. Quindi, ma noi non siamo lì per approfittarne, però, cioè, dove siamo? Non lo so. Cioè, guarda solo questa azione. Vabbè, qua c'è la fallo di Lari. Sì, di Lari che non lo vede arrivare, alza la gamba per prendere il pallone e colpisce sul fianco, forse Barnabà. Dentro Dudu Magni per Girelli. Molto, diciamo, arzigogolata come sostituzione. Inatteso, diciamo. No, certo. Praticamente mette 2 punte con... E che però adesso c'è mismatch a centrocampo. Anche dietro non puoi continuare a stare. Tanto a centrocampo non l'abbiamo mai presa. So, però. A centrocampo non l'abbiamo mai comunque presa. Vediamo un po' Magni. Vediamo se Magni. Tanto calcio d'angolo. Ecco! Battistini, dai. Battistini di testa da calcio d'angolo, così dal nulla. Che liberazione, ragazzi. Battistini sotto la Nord, sbucato al centro dell'area, c'era forse Zeljak abbracciato da un difensore e Battistini al centro dell'area tutto solo. Lo stava dicendo mister Invernizzi, da un calcio piazzato, l'esperienza dell'allenatore quando sei in difficoltà, cosa ti appigli, ma soprattutto a Sun Corner. Soprattutto loro hanno marcato malissimo in centro dell'area. Adesso lo rivediamo un attimo. Tutto bene. È più una liberazione che un'esultanza quel gol qua comunque. Battistini, uno dei migliori comunque questa sera. È quello che ha retto dietro. Vediamo. Allora, calcio d'angolo di Giudici. Ci sono 3 rigori.
E arriva spaccata, neanche di testa, quasi alza la gamba acrobaticamente. Rivediamo. Sì, è arrivato di gran carriera dalle spalle di tutti su 3 blocchi praticamente. Bello il e gol a mossa di karate sì. in spaccata al centro dell'area piccola. Il capitano, vice capitano, dai. È il capitano della difesa blu celeste. Bravo Giudici che serve l'assist dal corner, adesso prende. che ci ha detto 2 punti in 3 quarti e Buso. Magni, dentro Stanga per vediamo l'1-1, adesso dobbiamo fare il 2-1. Ragazzi, sì, adesso puoi ripartire perché magari ecco, vedi, comunque anche Ilari ha capito come bisogna giocare, ha fatto la stessa identica intervento di Battistini in difesa, gamba altissima da karateka. Puoi andare a 4 che anche per forza di giocare a 5. Però io ci chiedo gol... loro hanno due esterni, una punta, vai a 4, sei sempre con l'uomo in più. Comunque io un gol così liberatorio ultimamente non l'avevo mai sì. Cioè non mi è venuto neanche da esultare, proprio la liberazione. Vuoi dire e Giuseppe rientra adesso e non sa niente, non sa niente. Ma tra l'altro invece è stato mica il Super Enalotto in quei qui a fianco a noi hanno vinto 833.000 euro, ma purtroppo non siamo stati noi. No, ma abbiamo vinto il lotto anche con quel calcio d'angolo qua. È entrato qualcuno? No. C'è Battistini che ha qualche problema. No, dici magari è andato a giocare alla schedina. No. È uscito Bianconi? Infatti ho visto che era a terra Bianconi, vedi che si chiama il cambio. Chi entra? Stanga? Enrici, bravo, sì. Ma Enrici domanda e Lacti anche? Si copre subito, uscirà. Dudu, scusa, ho sbagliato, torna fuori un attimo che... ma non c'è quello non c'è Sauti, secondo me, no? Anche secondo me. Ma c'è il CTRL Z. CTRL Z, no, CTRL Z. Allora, non ci sto capendo più niente. È uscito Bianconi e Lacti. Adesso vediamo. Buso? Va bene, non che Buso, diciamolo, oggi ci sta. Fa il ruolo di Buso. Sì. No, dico Buso comunque così, applausi giustamente perché c'è però un po' confusionario. Non il miglior Buso visto per esempio anche l'andata. Si è impuntato troppo nel cercare il fallo e alla fine si è perso. L'abbraccio con Malgrati in panchina. Che liberazione. Sto respirando. Attenzione però perché nulla è deciso. Anche perché basta un gol per spostare l'equilibrio. Ilari, bella la giocata, poi però il fallo fischiato giusto c'era. Tra l'altro c'è un gol solo a fare la differenza perché adesso sono loro che devono andare a rete. Tanto non infilano 2 passaggi di fila comunque anche loro. Il problema è che poi ce li portiamo in casa comunque, quindi sei sempre... E questa non è una partita da vedere qui in radio, questa è una partita da stare allo stadio perché non so. Non ti tieni. Mercati non esce mai nella vita. Mamma mia, cosa ha sbagliato? E questo cosa ha sbagliato chi era? Gatto che è andato a vuoto sulla conclusione non dire Gatto, ma non lo so perché ci stavamo. Non dire Gatto e non è finita nel sacco, per fortuna. Attenzione, ancora un altro regalo. Meno male che cade qua. Simonetti si butta, poi mamma mia che rischio. Enrici la prima palla che tocca la sparacchia in tribuna. Però io anche lì caro Melgrati, ma esce ogni tanto. No, mai. Infatti prende anche il difensore, non sapeva cosa fare. Qua fallo di fondo. Prendiamo un break, dai. Un quarto d'ora alla fine. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Rientriamo con a terra un altro giocatore dell'Lecco, Lepore, attenzione che qua possiamo pagare un conto salatissimo. Vediamo. Anche se dovessimo passare. Testa contro testa. No, testa contro testa. Il problema è che lui l'ha presa sull'esterno, l'altro ha preso proprio di fronte. Il
Però si è ripreso, Enrici sulla battuta della punizione, Magni non arriva, impossibile per lui, c'è da dire. Questo pallone, Lecco che non deve adesso però lasciare totalmente l'iniziativa loro e riportarseli in casa come ha fatto nell'andata e nella fine del primo tempo. Giocala. Palla in profondità, eccoli, ce li stiamo riportando dentro. Attenzione. Palla dell'Ancona, di area di rigore. Ancora la palla al limite. Spagnoli si allarga, ce li siamo riportati in casa un'altra volta. Sempre la stessa cosa facciamo, e poi loro per fortuna non sono palla al niente di che. Caleotto, sparata direttamente. Però abbiamo fatto l'1-1, possiamo gestircela? No, riportiamocela in area di rigore. Già due volte, sì. Cioè già 2 volte, nel senso adesso dopo il pareggio è già la seconda che attenzione che c'era entra Petrella al posto, non ho visto, sembrava so se dalla regia Camigliano, quindi cambio giustamente offensivo. Attenzione che Petrella ha avuto un impatto giovedì scorso decisivo sulla 96 per il anche è un altro giocatore che era stato decisivo, prezioso per ho visto un 1 Gatto, può essere, no? No, ho visto un 1, sembrava Paolucci Di Massimo. No, Paolucci Di Massimo sono già cambiati. Di Massimo è uscito. Il 18 c'è, quindi Simonetti c'è, il 15-96 può essere... No, non penso che abbia tolto Spagnoli. Forse Gatto, sì, perché... No, Barnabà. Gatto c'è. Ah, proprio... 70, sì. Ha capito che il Lecco adesso mollerà il colpo e quindi butta dentro tutti gli offensivi. Beh, ma tra l'altro prezioso, te l'ho detto, i Petrella l'altra sera hanno cambiato la partita. Cioè, giustamente l'Ancona va... Foggia accorcia? Vince 1-0 con Cerignola, ma direi che... Diciamo che ne ha di strada da fare. L'Ancona adesso fa quello che deve fare con un Lecco del genere, tutti avanti, tanto male che vada, cioè è sotto, perde 2-1. È Lecco che invece dovrebbe riuscire a gestirla meglio, invece si fa prendere d'infilata. No, prendere d'infilata no, però si lascia. Dai Magni, prendi e vai! Beh, no, va a sbattere su Simonetti. E però, cioè adesso io... No, però atteggiamento giusto. Ma non poteva fare altro, cosa doveva fare? Era da solo in mezzo a due, gli ha cercato di uscirne, ma non c'è nessuno che lo aiutava. Abbiamo già perso 30 metri. Sì, adesso siamo lì sulla tre quarti a difendere, punto. Ci sono Pinzauti e Buso suggeriscono e Magni sulla tre quarti. Da casa di fare sparire i palloni. Attenzione, palla dentro, mamma mia che paura. Ancora per Ancona che dalla tre quarti prova, pensa quantomeno al cross, lo mette basso, Magni trova compagni per ripartire? No, non si sa. È l'ultimo, attenzione palla dentro, Melgrati. Melgrati fa il suo. Allora, sì, da casa Magni erano sulla linea dell'area di rigore nostra, per dire. Allora, prepariamoci al catenaccio finale che nemmeno il Padova di Rocco, scrive Benedetto. Più o meno. Ma speriamo di riuscire a farlo il catenaccio. Sì, farlo con la qualità. Il catenaccio vuol dire che non passa nessuno. Esatto. Mattias chiede se Vision 1 siamo supplementari. No, passiamo noi perché siamo testa di serie in virtù del piazzamento migliore in campionato. Bravissimo, si prende bravissimo. il fallo. No, bravo Dudu. È andato bene, sì, è andato bene. Sì. Ti immagino un gol di Dudu sotto la Nord Gremita stasera a scacciare tutti i fantasmi, no, degli ultimi mesi. Attenzione. Uomo a terra, Lepore. Beh, adesso ci stiamo giocando tutte i mezzucci noi adesso, sì. Perché prima chi era? Era ancora Lepore, tra l'altro. Lepore sì, già 2 volte. Beh, sai, uomo di esperienza Lepore, ragazzi. Cioè, è Nopria. È classe 85, il più esperto in campo dei nostri, quindi sì, direi di sì. Tra l'altro l'unico nato negli anni 80 nostro Lepore. No, no, ho detto in campo. Sì. Direi di sì. C'era vuoi farmi sentire? No, è Eusepi in rosa. Vuoi farmi sentire proprio vecchio? Vabbè, io ho il 7 addirittura davanti. E appunto, ma anni 86 sei ancora lì al gancio. No, sì. C'è ancora qualche tenue speranza. Sono cresciuto con i cornetti Algida. Io quando vedo Ibra e Alonso giocare e guidarmi. Sì, diciamo, tra l'altro Alonso è ancora estremamente competitivo, anche perché attenzione, palla profonda. Quanto manca al 90esimo? 9 minuti. Enrici, bravo e fortunato, si guadagna rimessa dal fondo per noi. Dai che bisogna fare passare la burrasca di questi 9 minuti. Burrasca per modo di dire, poi ancora mister non è che stia. No, ma infatti cerca in qualche modo di buttarla dentro. Ci stiamo creando più noi tirandoci indietro che loro
Ma perché abbiamo un po' smesso di giocare. È quello che non... Qui però, insomma, deve essere anche l'allenatore a dare un messaggio che non dobbiamo fare. un po' più costruttivo. Non sono neanche tanto loro che spingono, siamo noi che sembra... No, ma perché così poi lo sappiamo come il calcio. L'abbiamo visto calcio è questo giovedì scorso nel recupero. Basta un calcio d'angolo come abbiamo fatto noi. Tra l'altro Spagnoli che sta facendo praticamente l'ala adesso. Da casa ci dicono addormentiamo il gioco, ma io non so se non siamo capaci. Non siamo minimamente capaci. Mettiamo via palla e basta, ma non loro riusciamo neanche a ripartire, non abbiamo neanche che c'è Dudu che se ma siamo ma da solo. Siamo nella nostra area di rigore costantemente. Non nella nostra metà campo, siamo nella nostra area di rigore. Adesso ci prova Ilaria a uscire, ma niente. Magni difende sulla nostra tre quarti. L'Epore ci sta riprovando. L'Epore a terra e io crampi ancora. Bravi loro e sportivissimi, ma io mai buttavo fuori palla qua, ragazzi. Siamo sull'area di rigore e l'Epore si lascia giù. Non ho capito Fausto cosa dice. Era già fuori. No, non è ancora uscita. Ci prendiamo in pausa, poi seguiamo questo finale mentre l'Epore è colto in questo allungo dai crampi. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Allora, Foggia Cerignola 1-0, ma all'andata 4-1 del Cerignola. Mancano 3, dunque penso 4-1, 1-0. Deve farne altri due, bravo, sì. Però poi passerebbe il Foggia, sì. Passerebbe Foggia. Vicenza 2-0 sulla Prosesta in questo momento avanti studiata. Vicenza. Sì. Lecco ancora 1-1 l'abbiamo detto in questo momento, ma non diciamo niente avanti noi. Pescara Virtus 3-1, Pescara direi in una cassaforte come Lentella che 3-0 col vantaggio del campo sul Gubbio, l'andata 2-0. Qua adesso c'è che da stare l'immagine fissa, area del Lecco, l'immagine della telecamera per farvi capire, si gioca solo lì. Dici, ma non è che c'è qualche giocatore fuori dall'inquadratura? No, quelli del Lecco sono tutti lì in area. Sono tutti lì, fuori gioco. L'ha preso in mano? Forse? Non so. Ho visto una mano adesso. Mano. Sì, ha saltato un po' con Donadel guarda l'orologio, mancano 5 minuti e mezzo più recupero che immagino sia robusto, sarà robusto. Beh, Donadel penso che poi lui l'anima in pace ce l'abbia, più di così che può fare. Può solo sperare adesso. Può solo sperare che ci sia addormenti. Ma scusate, ma Pinzauti c'è ancora in campo? Sì, era uscito Buso forse. Però è come regalare un uomo, non ce la fa più. Anche Giudici, mamma mia che rischio qua. Non so se Fausto poi hai fatto vedere il frame del gol che ci ha mandato, molto significativo, dell'acrobazia. La rabbia e la volontà di segnare di Battistini in quella foto, in una foto. Proprio poi col braccio. Mentre Bianconi si chiede, ma che cosa stai facendo? No, ma poi col braccio proprio così, come a dire, andiamo a segnare. È bellissima quella foto. Sì, la doppiata, attenzione, palla dentro, sempre nell'area di rigore blu celeste ovviamente. Magni. Ok. C'è un fuorigioco però, fuorigioco. Quindi state rivedendo in questo momento tutte e due, anche questa sotto la Nord, bellissima. Vediamo. Il Gubbio. Eccola qua, vedete, Battistini alla Popeye, alla braccio di ferro. Sì, proprio a fare... guardate come salta in alto in acrobazia, va a infilare poi sotto l'incrocio, arrivando da dietro di gran carriera, anticipando i difensori, quindi grande gol di Battistini. Bello vedere anche Zeliak dietro spogliato dal difensore. Sì, perché proprio tra l'altro tutti guardano Bianconi, Zeliak e da dietro arriva di gran carriera il buon Battistini che... c'è anche l'Acti, arriva. Non l'avevo ancora visto, riconquista un pallone e poi però Pinzauti lo perde. Tratto dentro per... Sì, in teoria per fare legna, però poverino, giochiamo praticamente solo in difesa. Di testa, Zeliak prova ancora il Lecco. 4 minuti al termine più
Pinzauti è nervosissimo, forse sa di non aver dato tutto quello che può. E quindi... secondo me l'ha dato, il problema è che ha poco in questo momento. Però si sta innervosendo, non è proprio perché non ce la fa. Via sto pallone, ma Melgrati, perché non esce? Anche perché per 30 partite difatti Pinzauti ha giocato sempre lui. Attenzione ancora all'Ancona dal lato corto, palla dietro, non riesce ad aprirsi per la conclusione, poi un pallone dentro. Mamma mia. Che parata facile sembrava, ma non lo era di Melgrati, perché si ritrova Spagnoli a tu per tu che calcia al volo. No, non possiamo prendere questi infarti qua. No ragazzi, io sto respirando. No, ma hai visto dove era? Sì, guarda lì. Ragazzi, allora, ma che gol ha sbagliato? Dal limite dell'area De Santis fa un pallonetto che serve Spagnoli, ragazzi, che taglia dentro la difesa immobile. Bianconi, non so, sembrava Baresi. Cosa chiamava fuori gioco? Davanti al portiere, l'ha presa, la tirata perfetta, perfetta in braccio a Melgrati, perché lì la sporchi un pochino e Melgrati non può fare niente perché dentro l'area piccola, praticamente al limite dell'area piccola. Mamma mia, chi è stato il 4 a dargli palla? De Santis mi è parso di vedere, gli ha fatto uno scavino, lì c'è stata una palla al limite dell'area, intanto c'è a terra Zuccon, c'è uno scavino al limite dell'area, Spagnoli si è infilato nella linea difensiva che era dentro l'area di rigore e al volo ha concluso di destro, per fortuna stilisticamente perfetto, ma troppo pulito, e la tirata in bocca a Melgrati. Centrale, Melgrati blocca. Lì bastava sporcarla un attimino, tanto qua Zuccone. Però possiamo dire difesa del Lecco immobile, un po' come è accaduto giovedì all'andata, cioè le belle statuine lì. Questa è una palla... Cioè questo era il 2-1, ragazzi, diciamolo chiaramente. Bastava che la spizzasse un attimino, basta che la sporcasse un attimo. La calciata troppo bene, se la prende male fa gol. Tanto l'Empoli 3-0 sulla Juventus. Perché ridi? No, così. Con l'Under 23 o con la Juventus? Non so se stanno giocando Barreneci a Miretti. Io c'ho la risata dopo l'ultimo occasione, la risata isterica qua, ragazzi. Manca un minuto e poi Fausto ci dirà a breve, magari quando appena avranno la regia, che vedranno e sentiranno chiedo pietà al signor Carrione. Secondo me sono 6 minuti di recupero, io ve lo dico così me lo sento, 6 minuti di recupero. Allora, alla fine non c'è stato molto. 360 secondi. Attenzione, madonna mia, palla in area, il campanile, Battistini che mette in angolo. Indietro in angolo. Ma sai che 89 minuti sti calci d'angolo che ci fanno accorciare la vita di un paio d'anni. Parte la battuta lunga, Melgrati sul colpo di testa campanile di De Santis. De Santis! Facciamo passare qualche secondo, Credo che uno studio ma così muti come stiamo facendo una fatica a raccontare queste fasi. Stiamo per entrare nel 90° minuto, intanto c'è da dire. Pinzauti ha spizzato una palla, Pinzauti incredibile, Magni tiene la rimessa laterale, bravo Dudu. 6 minuti, sono cecchino. Sono cecchino. Che cacchio. Non si sfugge. In regia vedo gente che suda, a parte che ha il piumino. Allora, abbiamo un po' di messaggi indietro da leggere. Ciao grande Giulio, Dodo Pelucchi. Sì. È stato il tuo giocatore? No, mio compagno. Vedo tra l'altro un uomo distrutto dentro. Magni! Mamma mia, Magni riesce a passare a terra, non riesce a concludere, c'è l'angolo. Ci ha fatto sognare Magni in questo caso. Ha fatto tutto quello che poteva. Quasi si prende il rigore. Appunto, ci stanno ad avere un giocatore che segna sempre, però l'atteggiamento della squadra deve essere sempre propositivo. L'arti di testa, l'Epore che sto sempre. Ma l'Epore si è ripreso. Ah no, adesso c'è il cramping. Attenzione, palla. Dai Zuccon. Vai. No. Fallo, bravo Zuccon. Che si prende un calcio di punizione quasi dal limite dell'area. C'è già l'Epore con i clampi a centrocampo. In attacco.
L'Epore si è buttata a terra anche se nessuno lo guardava. No, no, che non ti per sicurezza un uomo per terra ci vuole sempre. Giusto come recupero, secondo voi, chiede Daniele? A giro. No, ma io lo temevo, infatti l'avevo detto. Ma pensa se... Secondo me 4 erano più che sufficienti. Tra l'altro cercatissimo, pollo, molto pollo. C'è una considerazione interessante di Made in Tokyo Japan. Penso che più di così non possano dare. È la prima volta che giocano a questi livelli con questo pubblico. Secondo me iniziano a tremare le gambe. Un po' può essere. No, ma che tante volte abbiamo detto che mancava proprio quel quid in più per fare personalità. Probabilmente manca. Ma perché abbiamo già perso palla? Mi sono girato, c'è la punizione. Cos'è successo? C'è il contropiede dell'Ancona. Attenzione. Ma non puoi al 92esimo. Vai Dudu, combatti. Non può nulla, in mezzo a 3. Palla dentro, Battistini, secondo palo, la conclusione, Melgrati. No, non la tocca. Sì, l'ha toccata. No. Non l'ha toccata. Simonetti va col mancino a sfiorare. Mamma mia, che regalo che gli abbiamo dato ancora. Dal calcio di punizione nostro, ragazzi. La sfiorata Melgrati. No, ha capito che era fuori. Sull'esterno della rete l'ha lasciata all'ultimo. Sì, però era prima. Non abbiamo fatto in tempo a prendere le palle che già mi sono girato, guardo e stavano già correndo. L'ha giocata, ma non si sono neanche capiti loro. Ma il bello è che in due che stavano che non era sbagliato, però devi dargliela giusta. Ma però quei due che erano andati a ricevere palla si sono trovati poi là e quindi ci siamo beccati il contropiede. Attenzione però ancora. Mamma mia. Che agitazione. È una partita che ho preso gol. Allora, mi recupero 20 secondi dalla fine. No. Capitemi. 93esimo, 3 minuti al termine, dai. Zuccon non è riuscito 2-0 Foggia, attenzione che manca un gol. Te l'ho detto, l'ha fatto tutto calcolato, adesso fa terzo. Tra l'altro immagino a Foggia ci saranno 27.000 spettatori, tipo una roba del genere. L'Epore, dopo che Zuccon si è guadagnato un sacco una santa rimessa laterale, tanto cadono tutti, non si capisce, ma non dà anzi da fallo contro. Ma dove lo battono sta punizione? Tanto Pinzatti Pinzatti se riesce a non farsi ammonire in quella partita qua no vabbè dai, ma è 3 metri avanti, ma anche di più. Infatti l'arbitro saggiamente fa una cosa saggia, va a rettificare 4 metri più indietro, non che cambi molto. Adesso arriva il portiere, la butta avanti. Di solito succede che poi adesso la buttano avanti. La battuta. Comunque tenderei a dire che di testa Battistini, la palla però rimane lì. Battistini cerca di uscire, Pinzauti a muro con tutto ciò che ancora è possibile. Anche Battistini combatte praticamente solo Battistini, cioè che combatte. Mancano 2 minuti, dai. Ci crede Zuccon va che scatto e costringe Perucchini alla rimessa laterale. Bravo Zuccon con le ultime stille di energia. Tanto rivediamo Magni che ha combattuto tanto senza fare strattonano, poi è lui che tira giù per primo e poi l'ha messo Santi strada. Ma volevo dirvi, Foschi stasera sta facendo un po' pagare chi è entrato male giovedì perché non ha visto il campo, mi pare poter dire Zambatara, Tordini, Stanga. L'ha fatto apposta? Non so, però Bunino non mi sembra casuale. No, nel senso buttato su altro. Vediamo non buttarla via Ilaria. Cos'è? No, c'è fallo di Pinzauti. Tanto un minuto e mezzo. I cambi sono giusti. No, stasera sono giusti, però mi cadeva l'occhio se i 4 entrati e sono tutti in panchina. Il Pinzauti ha fatto fatica, cioè un po' più fresco. Non dico uno meglio. Attenzione, palla dentro. Zeliak, svetta. Poi proviamo a non lasciargli palla, ma la riconquista. Non fatelo calciare da lì. Palla deviata, Battistini rilancia e rimessa laterale. Manca un minuto, meno di un minuto. Meno di un minuto. Mi sento improvvisamente pensionato. Zeliak. 3 del Foggia, Foggia passa. Cosa ti ho detto? Che preferivo il Cerignola, tra l'altro, perché poi dopo ma ha calcolato tutto Foggia vai a giocare con 20.000 persone. Ha calcolato tutto. Magni si piglia la munizione, ma sì, bravo. Ma sì, ci sta tutto adesso, seconda moneta dopo Zucconi. 30 secondi, palla buttata ancora dentro, Ilari di testa, va più lontano che può. Finisce sulla panchina dell'Ancona. 30 secondi, 20 alla fine, dai. E siamo vicini al passaggio storico del turno per andare a giocarci. Va Zuccon di testa, Magni si prende fallo Dudu. Bravo Dudu, è entrato benissimo. Dudu è stata la miglior partita di Dudu in Bruceleste. Non ha fatto niente, ha preso 4 falli. Niente, però, cioè nel senso no. Finita.
Finisce qui, il Lecco passa il turno dopo 6 minuti di recupero, che sofferenza, però insomma chi se ne frega. Andiamo a giocarci anche il quarto turno dei playoff, il secondo nazionale, con la possibilità, passando il turno, sabato e mercoledì prossimo, il 31, poi di andare a giocarti la Final Four eventualmente. Quindi continua il sogno B sullo sfondo, grande, lontano, in questo momento lo vediamo all'orizzonte, ancora molto lontano, ma un passettino in più è stato fatto. Pinzauti, che tra l'altro se bisognerebbe grande sportività in campo, io sono stremato. Chi, scusa? Io sono stremato. Ah no, pensavo dicevi Biancone. Siamo più stanchi noi di alcuni giocatori. No. Allora, no, meritatissimo nell'arco dei 180 minuti il passaggio del turno, di poter dire, però con dei buchi che devono far riflettere, con dei vuoti mentali, con delle sofferenze gratuite, direi. No ragazzi, l'avevamo chiusa a mezz'ora dalla fine all'andata e ci si è trovati qua a complicarla per all'ultimo secondo del recupero. Allora, contro chi la prossima? Domani c'è sorteggio integrale, credo, tra l'altro. Quando? Ci sono le teste di serie, perché entrano le seconde, bravo. Ma e quindi... poi c'è la migliore di quelle che ha passato il turno, dovrebbe essere testa di serie. Ma a livello di... Dici che siamo noi? Punteggio o di perché non abbiamo perse una? No, che il Pordenone testa di classifica sì. Però... No, Pordenone sì, ma noi forse... Fai la pagina dopo che ci sono noi le però teste non so se conta. Vai alla pagina dopo di quarti che ci sono le teste di serie intanto. Dici che sono già dentro? Sì, sono già dentro, lo so, l'ho visto, l'ho già guardato. Vedi, c'è in attesa, ci sono Cesena, Pordenone e Crotone, che sono già teste di serie. E una, la migliore, penso, tra quelle che uscì, ma cosa guardano? Se guardano il totale dei... Ma sai che forse siamo noi? Tra punteggio e posizione, non so cosa guarderanno, Hai studiato il regolamento? Chi se lo ricorda? Andiamo a ricontrollare in attesa di collegarci con Albino. Tanto leggo che ovviamente si abbraccia a centrocampo o magari a sorteggio anche quello, perché essendo una partita a sé stante non puoi sorteggiare testa di serie, però no, dici. Però essendo a sorteggio completo, sai, magari sorteggiano prima le 3 teste di serie e poi quelle 2 che avanzano. No, le teste di serie già vanno. No, le avversarie delle 3 teste di serie e poi le 2 che avanzano, non lo so. Bisognerebbe trovare il ranking, magari c'è un ranking in casa. Magari c'è un ranking già fatto. Sì, però ragazzi, cioè, che sofferenza. Se dobbiamo giocarci in altro doppio turno così, ragazzi, c'è da star male. La squadra meglio classificata del primo turno, però non chiarisce. Allora, vediamo. Classificata in classifica. Girone A c'è Lecco, fra il Pisalopod non è Lecco, ok, che è terzo. Lecco è terzo. Poi ci sono, vediamo. Devi guardare i punti. Pescara sarà? Pescara arriva. Virtus Entella 79. E già c'ha 79? Virtus Entella è passata? Sì. È terza 79, quindi già è meglio di noi. E il Pescara invece quanti punti che era terza? Comunque però è l'Entella 79, chi batte 79 punti dell'Entella? Scusate un attimo. Vediamo la C. Come ha fatto con 79 punti? Non vince il Pescara 65. No, quindi noi non siamo quindi per Virtus Entella la testa di serie, in teoria. Sì, effettivamente. Ma il Virtus Entella da poche giornate alla fine è la prima in classifica. No, perché arrivi terzo e ha rischiato la dimostrazione del girone nostro quanto era scarso, perché 62 punti adesso 79, quelli sono 17 punti. Ma se noi coi punti di quest'anno l'anno scorso siamo arrivati sesti. Sì. Però vabbè, in questa partita non si è visto la differenza, anzi si è visto un vantaggio del Lecco ovviamente in confronto di Ancona, che però era arrivato forse settimo. Il girone ci ha fatto Reggiana 81, Cesena e Virtus Entella 79, il girone B questo. Carrarese 62. Vedi che l'Ancona è arrivata con 58, 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo, solo 4 punti in meno di noi, quindi. Ed è arrivata a 23 punti dalla prima. E no, come ripeto, la Virtus Entella si è giocata per da terza ed è stata prima fino all'ultimo. Allora, intanto a breve ci colleghiamo, chiedo a... Sei ancora vivo, ad Albino. Con Albino in tribuna, non so come hanno vissuto questo finale, qui noi siamo abbastanza cotti. No, sarà che poi, avendo cenato tutto di fretta per essere qua, c'è tutto... Ti sei trovato tutto sullo stomaco. Come quando mangi male e poi fai durante le corse ti alimenti male, dopo c'è tutto il reflusso che ti sa uguale.
No, mamma mia. Belgrati, ti prego, dalla prossima partita esci un po' di più. Allora Albino, mi senti? Sì. Allora, innanzitutto descrivici un po' la gioia del Rigamonti Ceppi che alla fine ha tirato un sospiro di sollievo. Vedi, no, sto scherzando. Aspetta un attimo, scusa, parlando con Abitani. No, stavo dicendo, l'avevamo detto nel primo tempo, alla fine del primo tempo, bisogna crederci, no? Hai visto che pur con la gran fatica, pur con gli infortuni, pur con tutto il resto siamo nelle prime 8 squadre. No, assolutamente. Partite terminano, ragazzi, le partite terminano al 90°, è inutile prima fare pronostici o analizzare cose che non ci sono, perché se contiamo il computo della gara, le azioni a nostro favore, le azioni con possibilità di gol sono di superiorità assoluta. No, assolutamente, nel senso, vediamo poi un secondo tempo che non è stato bellissimo, ma poco importa, nel senso, da entrambe le squadre dicono non è stata una partita bella, però contava riuscire a non scoprirsi troppo dietro, poi alla fine quello che ha fatto il Lecco nella ripresa, trovando poi il gol da calcio piazzato, quindi ci stava in quel momento lì sbloccarla così probabilmente. Vediamo una bella festa sotto la Nord dei giocatori, immaginiamo che siano sensazioni molto belle, e tra l'altro adesso insomma Albino si va con dei risultati, non so se hai visto gli altri. Foggia ha ribaltato il Cerignola alla fine, nel finale, al 49esimo del secondo tempo, sì, e al 51esimo del 2 secondo gol tempo. al 49esimo e al 51esimo. Il Foggia? Sì, è ribaltato il 4-1 dell'andata, 3-0, quindi Foggia è andato avanti. Scusa una cosa, io dico, io non l'avrei pronosticato, voi l'avreste pronosticato? No, però lo so, Stefano sì, io ci credevo al Foggia, però vabbè, è più una allora, crederci ci si può credere, però pronosticarlo è più difficile. Dico che queste partite sono partite difficili perché non hanno riferimenti, ma riferimenti, ma non ne hanno neanche un palinsesto, chiamiamolo così, ben strutturato, cioè non c'è un percorso, qua è come nasce la partita, muore oppure vive, tutto qua. C'è una, ti chiedo, vabbè, tra quelle che sono passate, quelle che entrano, allora adesso ti vado a dire quali sono. Cesena, Pordenone, Crotone sono teste di serie, e penso sia Lentella adesso perché è quella messa meglio in classifica tra quelle passate, più ma noi giochiamo meglio, ricordati che noi giochiamo Foggia, Vicenza e Pescara con le squadre di livello, ci vanno a giocare e ci esprimiamo meglio. Non hai una preferenza, quindi sto salutando intanto Alberto Colombo, ex Pescara. Sì, assolutamente. Bene, mi senti Albino, non hai una preferenza, no, tu no? Tra chi potremmo incontrare, no? Vanno bene tutte. No, anche perché a questo livello qui nelle prime 8 sono tutte uguali poi alla fine. Certo. Va bene, dai Albino, allora grazie, buon rientro, godetevi la festa di Rigamonti Ceppi e poi ci sentiamo per il prossimo match. Va bene, ritornerò a casa questa notte e mi faccio per 50 più 50%, ma va bene così. Però almeno stasera sei contento, dai, torni a casa contento. Quindi. Sì, certo. Almeno quello, infatti. Ciao ragazzi. Ciao Albino, un abbraccio, ciao. Allora, torniamo in studio, mister. Sofferenza, però tu dici sì, dovevamo chiuderla prima, probabilmente già la match di andata, non arrivare con questa. È stata un po' una partita troppo sofferta anche per il valore dell'avversario. Ci siamo un po' complicati la vita con questo gol, poi è venuto fuori il pareggio fortunatamente, altrimenti se non segnavamo così la vedevo dura, su azione non siamo mai stati pericolosi. Teniamo buon risultato e andiamo avanti, si vedrà chi arriverà. Per assurdo giochiamo meglio con le squadre più forti, che le aspettiamo e ripartiamo, perciò facciamo molta più fatica quando dobbiamo fare la partita, come si è visto stasera, che anche se hai 2 risultati e vuoi provare a fare qualcosa di più, non riusciamo, in questo momento non siamo in grado di impostare una partita per vincere. Quella stasera è stata un po' la dimostrazione, poi carattere, voglia, ragazzi tutti sul pezzo, e è stato premiato un po' questo.
Dicono un po' da casa, stavo leggendo i commenti, siamo un po' la Cenerentola, sei d'accordo, nel senso che magari si va con questo spirito di chi non dico non ha nulla da perdere, però le altre sono più quotate, tutte magari piazze importanti in cui trovi 10.000 spettatori. No, poi c'è da vedere che al ritorno 3-0, 2-0, 3-1, 3-1, quindi tutte hanno vinto bene al ritorno, a parte vabbè Foggia al 50esimo ha recuperato, però è il Foggia, noi siamo l'unica che non è riuscita a vincere, e quindi sì, sono d'accordo, siamo più liberi, cioè non ce n'è tante da raccontarci. Io sinceramente, se il Virtus Entella sarà la terza serie, mi prenderei il Pordenone, perché lo conosciamo già e al ritorno giochiamo a Pordenone, che è praticamente come giocare al campo sportivo dell'Oratorio. Sono d'accordo con te, è più fattibile. Cioè andare a giocare il ritorno a Crotone c'è un qualche timore. Anche a Cesena, Dino Manuzzi è potente. Pescara. Però il Pescara per il momento non lo prendiamo. Ah certo. Per il momento non lo prendiamo. No, chiaro, sì. Virtus Entella però, scusa. La Virtus Entella è più forte. Quindi delle 4 io mi piglio il Pordenone. Però obiettivamente siamo i più deboli. Le ultime 20 partite lo dimostrano. Oggi e l'andata lo hanno dimostrato, siamo deboli, cioè siamo scarsi davanti, soprattutto non segniamo più un gol con un attaccante quindi godiamocela. Diciamo che a livello di pubblico hai Entella e Pordenone, che è come andare a giocare, insomma, però secondo me Pordenone lo conosciamo e ci siamo giocati il ritorno alla pari, mentre Cesena e Crotone probabilmente vai a giocare davanti a 10.000 spettatori, quindi può anche avere quello un peso, o poi come diceva prima il mister, magari col Cesena riusciamo a batterci perché siamo bravi in quello. Noi giochiamo meglio così, noi giochiamo meglio ad aspettare. Ad Ancona all'inizio partivi ad aspettare, ripartire, perché non siamo una squadra che mettiamo lì gli avversari e riusciamo ad andare dentro, cioè proprio perché non abbiamo non abbiamo l'attaccante. L'attaccante, ma neanche quella manovra che comunque ti permette di arrivare a concludere. E poi speriamo che Giudici, che Buso, che Ilari siano un po' più vivi, in forma ormai la forma è quello che è, ma più vivi. Per come ho visto uscire Galli sono preoccupato. Pagheremo un conto salato stasera. Diciamo per fortuna che quantomeno abbiamo Zuccon. Meno male abbiamo Zuccon, perché altrimenti saremmo rimasti con Lacti, che bravo ragazzo, però non è il suo, diciamo giocare lì impostando, dando un po' di ritmo dall'inizio a Crotone. Magari Lacti fa il partitone a Crotone. Però, vabbè, personalità può anche avere per andare a giocare. Va bene ragazzi, si va avanti, ci pensiamo sabato. È bello pensarci, poi vedremo a che orario si giocherà, perché ancora non si sa e contro chi. Lo scopriremo domani a mezzogiorno. Grazie mister Giulio Invernizzi. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie a Stefano Menegatti. Ciao, buona serata. Grazie a Fausto, Giuseppe, Ivan e grazie in regia questa sera. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e visto da casa, siete stati numerosi anche oggi, quindi l'appuntamento è a sabato. Buona serata. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.